Allora, buongiorno, buongiorno. Avete visto come ho aperto questa mattina? Perché ho due ospiti graditissimi. Una si siederà fra poco perché è una ragazza, io sapete che a me piace sentire tanto anche le loro parole, le loro voci, perché l'ascolto è importante, cosa ne pensano, perché loro parlano un altro linguaggio, loro riescono a capire cos'è la fragilità, la sensibilità, il rispetto. Il problema è che non si sentono mai perché non li intervistiamo mai o molto poco, non li ascoltiamo, loro sono sempre seduti che ascoltano gli altri. Ne parlerò questa mattina con Roberto Fantinel, maestro d'orchestra, avete sentito questa orchestra che poi ci spiegherà giovani e musica, e saluto anche il dottor Renato Frisanco, sociologo, ricercatore, siamo collegati con Roma. Buongiorno, buongiorno dottor Frisanco, grazie. Ha sentito che bella musica, come l'ho accolto, grazie al maestro Fantinel. E poi saluto anche Marina Menardi, presidente comitato civico Cortina, Olimpiadi, Cabinovie, Frane, Mafia, ce la mettiamo anche quella, questo visto cosa si è scoperto, non ci facciamo mai mancare niente, la perla delle Dolomiti, vedremo alla fine se è ancora una perla o se è diventata una patacca, come dico io, ma ne parleremo prossimamente su questi schermi. Allora io partirei proprio dal dottor Renato Frisanco, sociologo, ricercatore. Allora, dottor Frisanco, io ho aperto con questa bellissima musica, con queste note molto belle, che ringrazio il maestro Fantinel, per far capire che sono anche questi i nostri giovani, quelli bravi, quelli che si comportano bene, quelli che hanno passione. Io sono convinta, dottor Frisanco, che tanti giovani hanno passione, il problema è che non riescono a capirlo da soli, bisogna cercare di accompagnarli in un percorso anche un po' complicato per loro, perché se i genitori a 4 anni invece di dargli magari il flauto, dico così, gli danno il cellulare, con i giochini, è difficile poi a 15-16 anni far capire a questo ragazzo, a questa ragazza, a questo bambino o bambina, perché noi dividiamo sempre invece di parlare di persone, che la vita è anche un'altra cosa, è fatta di bellezza, è fatta di armonia, di musica. Eppure, dottor Frisanco, i messaggi che arrivano sono forti perché i concerti sono frequentati da loro, migliaia e migliaia di persone che ascoltano musica. Ognuno può dire, ma che musica? La musica dei loro tempi, quella che loro amano, amano la classica, amano la rap, la trap, amano un po' tutto, ma amano la musica. Cosa vuole dire, dottor Frisanco? I giovani vivono nel loro tempo e quindi captano tutti gli stimoli e tutte le suggestioni che in qualche modo danno loro senso e esprimono i loro desideri e le loro potenzialità. Il problema è che, è vero, ai figli non bisogna dare fin da piccoli solamente lo smartphone, ma bisogna entrare in una situazione di ascolto e praticare un dialogo costante. Ecco, questo vanno seguiti e accompagnati anzitutto su un piano educativo e poi formativo, ecco, sia all'interno della famiglia che anche fuori. I giovani vanno riempiti di stimoli, più che imbottiti di messaggi preconfezionati. Ecco, i giovani sono delle spugne che assorbono tutte le suggestioni, tutte le possibilità che ci sono capaci di cogliere le opportunità. Bisogna dare loro lo spazio perché possano sperimentarsi, possano capire cosa serve a loro nella vita, che cosa desiderano, ecco, e seguirli con un dialogo costante perché si avvalgano anche dell'esperienza delle persone più mature. Ecco, questo è fondamentale secondo me, e anche delle competenze delle persone più mature. Devono avere vicino degli educatori finché non riescono a esprimere completamente le loro scelte come persone adulte e mature. Molto chiaro e la ringrazio, dottor Frisanco, perché è molto importante quello che lei ha detto. Bisogna seguirli, bisogna dialogare, quello che penso faccia il maestro Roberto Fantinel,
sulle prove, questo dialogo continuo e soprattutto far capire loro la bellezza della musica. La musica è nata in Italia, cioè abbiamo i più bei teatri, ma sono tutti elite, sempre numeri chiusi, molto cari. Invece di aprire i teatri proprio ai ragazzi, non riesco a capire, nel 2025 siamo molto indietro, siamo rimasti. Una volta i teatri erano molto più aperti, li frequentavano chiunque, perché ecco, anche chi non aveva la possibilità però poteva recarsi al teatro. Cosa siamo diventati, maestro Fantinelli? Cosa dicono i giovani? Ecco, lei che li segue, che cerca di far capire loro la bellezza della musica, è un'arte, però la deve scoprire, cioè loro non lo sanno. Ma sostanzialmente io ritengo che ai giovani, una volta che si è dato la possibilità di esprimersi realmente, loro sono sempre disponibili e reagiscono sempre, almeno la mia esperienza è che reagiscono sempre positivamente allo stimolo e all'invito che gli viene fatto loro. Noi siamo una piccola realtà, io per esempio l'orchestra nasce in una piccola realtà che è quella dei comuni di San Fiore Godega, non siamo in una grande città, non siamo in una metropoli. Eppure abbiamo alla scuola primaria abbiamo quasi il 95% dei bambini che con uno strumento in mano. Alla scuola secondaria abbiamo avuto numeri incredibili rispetto alle iscrizioni. In alcuni anni abbiamo toccato anche il 50% di bambini che sceglieva lo studio di uno strumento. E poi abbiamo l'orchestra di quelli che escono dalle scuole medie di San Fiore di Godega, che proseguono nella famosa orchestra Sio, che è diventata un po' famosa dopo l'apparizione a Tussiche Vales. Insomma, quello ci ha reso un po' di popolarità, un po' famosi per il periodo di quell'anno, insomma. Però insomma dopo la gente ci ricorda ancora molto volentieri. Io, come dicevo, ritengo assolutamente che ai giovani vengano date possibilità, perché l'esperienza che ho io, che continuo a vivere io con loro, è un'esperienza estremamente positiva. Cioè io lo dico sempre, sono innamorato di loro. Sono molto intelligenti, molto sensibili. È vero, stanno tanto tempo sulle nuove tecnologie, sugli smartphone, sui cellulari, però nel momento in cui gli viene offerta loro l'alternativa, loro l'alternativa la sanno cogliere. Fondamentale secondo me, io uso sempre una parola anche con i miei colleghi o anche quando vengo chiamato a spiegare, a raccontare la storia di questo viaggio che ho intrapreso con loro attraverso la musica, è quello che bisogna ingaggiarli. I ragazzi, se non sono ingaggiati, se non li ingaggiamo, cioè attraverso la passione, l'entusiasmo, l'energia, giusto rispetto per il lavoro che fanno, magari anche economicamente. Assolutamente, assolutamente, ma poi è anche il fatto che una volta ingaggiati loro rispondono. Loro rispondono. Io per esempio, una tra le mie più grandi soddisfazioni è stato quando siamo partiti 14 anni fa con questo progetto, per cui i primi ragazzini erano in quarta elementare, adesso sono passati 14 anni, sono tutti laureati, chi lavorano in studi commercialista, chi fa la fisioterapista. Il nostro primo violino adesso è assessore al comune di San Fior, per cui hanno fatto un'evoluzione all'interno del substrato cittadino e del territorio. E mi ricordo che parte di loro hanno speso la 18 app, questi 500 euro che vengono dati ai ragazzi di 18 anni, li hanno spesi in concerti tra la Fenice e la Scala di Milano. Avete sentito cosa ha detto il maestro Fantinelli? Mi fa molto piacere, perché noi abbiamo bisogno di esempi positivi. Io cerco tutte le mattine di darli, criticando anche quelle persone che magari infieriscono anche verbalmente contro questi ragazzi, perché delle volte il loro comportamento non è capito, ma se arrivano a tanto è perché qualcuno le tira per i capelli e loro devono esprimersi in qualche maniera, però con
con gesti dove ci mettono anche la faccia, però non è che... E forse lo fanno soprattutto per l'ambiente e lo fanno anche per quelle persone che magari non approvano, perché loro sono molto vicini all'ambiente. Il futuro è nelle loro mani, ragazzi. Guardate che a casa, ve lo dico, saranno loro che vi cureranno, saranno loro che entreranno in politica, bene o male, saranno loro che saranno la nuova forza lavoro. Però dobbiamo anche farli crescere anche con degli stimoli, con dei progetti importanti. Marina, cosa dici tu? Fra poco arriveranno tantissimi giovani, anche diversamente giovani, ma pochi più altri giovani a Cortina con queste Olimpiadi, su questa meraviglia che abbiamo, queste montagne patrimonio dell'UNESCO, perciò la bellezza in assoluto, anche se è stata a mio avviso molto calpestata, per quello ho detto prima, se rimarrà una perla o una patacca vedremo dopo, perché mai dire niente prima ci mancherebbe, va tutto bene, migliaia di persone, i diversamente agili non sono riusciti ad arrivare, non abbiamo neppure gli alberghi adatti a questo, sono accorti adesso quando dovevano fare, ma non importa, è un'altra storia, se no apriamo una parentesi molto dolorosa per Mirella, ma molto dolorosa. Allora, cosa vedi Marina, e soprattutto questi arresti che ci sono stati, ecco, appalti, subappalti, mafia, sembrava che il Nord fosse incolume, ieri ho avuto Libera, ha dato dei numeri spaventosi che veramente fanno rabbrividire. Prego. Dunque, da dove cominciamo? Dove Forse vuoi? la notizia del momento sono appunto gli arresti di questi due fratelli che avevano istituito una rete di spaccio di stupefacenti. Ovviamente bisogna aspettare adesso che le indagini si concludano. Comunque i fratelli Colbianchi operavano qui già da parecchi anni e, come abbiamo letto tutti sui giornali, visto nei servizi, usavano dei metodi di stampo mafioso e quindi molti avevano paura. Questa è una notizia che ci ha un po' scossi, perché chiaramente sì, si può pensare che qua insomma giri qualcosa, soprattutto nel periodo natalizio dove c'è tanta gente, però arrivare a questo punto di personaggi che menano e che minacciano di morte con la pistola, questa è una cosa che effettivamente ha scioccato diciamo la popolazione. Anche noi abbiamo visto che erano coinvolti parecchi locali gestiti da gente del posto. Non è stato proprio una bella cosa e non è neanche una buona pubblicità per Cortina. Sul discorso degli appalti olimpici però pare che questi volessero entrare, in realtà non sono riusciti ad entrare, quindi diciamo i controlli antimafia forse hanno anche funzionato, però vediamo come vanno avanti le indagini. Tu sei anche una giornalista, Marina, proprio come giornalista, come hai letto questa cosa? Tanti anni che si conoscevano, qualcosa si sapeva, ma non si poteva sapere proprio l'apice, perché è stata una cosa veramente importante. Ecco, come giornalista come la vedi? Questo Nord molto chiuso, Minovò combatta, ecco, forse la paura, io l'ho detto anche ieri, voi non avete idea cos'è la paura. Io parlo con queste persone perché qualcuno dice denunciate, certo è facile, dopo la denuncia chi mi protegge? No, chi mi protegge dopo la denuncia? Abbiamo forse la certezza della pena? Abbiamo una legge che mette al sicuro queste persone che denunciano in tutti i settori? Parlo anche dei femminicidi, non è che parlo solo di mafia o di droga. Ecco, tu come giornalista come vedi questa questione, Marina? Ma io penso che le persone forse non hanno denunciato proprio perché subito, perché avevano paura di ritorsioni. È vero, però abbiamo visto dalle carte che poi, una volta contattati, hanno collaborato tutti alle indagini e i carabinieri sono riusciti ad arrivare agli arresti, quindi ecco, penso che di fronte a eventi del genere sarebbe meglio denunciare subito per evitare che questa cosa vada avanti. Poi comprendo, perché noi siamo anche una piccola realtà, siamo dei montanari, anche se qui comunque affari ce ne sono da anni, non è una cosa ultima. Diciamo che le Olimpiadi hanno ampliato, hanno tirato più capitali e più affaristi, perché ovviamente il piatto è molto ricco, come si dice, piatto ricco, micificco.
e questo purtroppo le Olimpiadi hanno favorito sicuramente questo tipo di infiltrazioni. Molto chiare le tue riflessioni. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Rinaldo? Non sento Rinaldo. Allora andiamo a Roma, andiamo appunto a trovare il dottor Frisanco. Dottor Frisanco, lei come legge queste parole sia del maestro Fantinel che di Marina, presidente Marina Menardi, Comitato Civico Cortina? Ecco, anche da sociologo ricercatore. Sentiamo cosa dice il sociologo ricercatore. Beh, per quanto dice il professore, trovo giuste le sue osservazioni, perché è vero che i giovani reagiscono positivamente agli stimoli che presentano loro delle opportunità, dei momenti che hanno in sé alcune caratteristiche positive per i giovani, perché sono momenti di realizzazione di sé, di autoespressione. Sono momenti e occasioni di socializzazione con gli altri, è un fare insieme agli altri, è fare squadra, quindi e fare qualcosa di creativo, qualcosa che li gratifica ed eleva la loro autostima. Quindi sono d'accordo che è un'esperienza, quella della musica ad esempio, indipendentemente dal fatto che poi diventi la professione abituale di queste persone, è un elemento formativo importantissimo per sé e per la comunità in cui questi ragazzi, questi giovani vivono. Ecco, acquisiscono un senso dell'essere insieme agli altri, del fare comunità. Ecco, invece per quanto riguarda l'altro aspetto, quello un po' negativo di fenomeni corruttivi che riguardano anche eventi importanti, significativi anche per il nostro paese, come può essere un'Olimpiade. Ecco, qui c'è molto da lavorare in termini di acquisizione di valori che sembrano un po' persi ultimamente. Ecco. D'altra parte in Italia in generale e nel Veneto in particolare c'è un patrimonio di risorse che si possono utilizzare per contrastare questi fenomeni e educare la popolazione a una responsabilità civile. Ecco, ad esempio pensiamo alle organizzazioni di terzo settore, ce ne sono oltre 10.000 nel Veneto e in Italia sono circa 39.000, quindi tutte organizzazioni che esprimono la cittadinanza attiva di persone che dedicano del tempo per realizzare qualcosa che va nell'interesse generale, non nell'interesse particolare come quello della mafia, ad esempio, no? Ma che punta all'interesse della comunità. Dobbiamo far leva su questo, fare in modo che queste realtà del terzo settore anche possano lavorare bene con le istituzioni pubbliche, cosa che non è sempre facile. Le stesse istituzioni pubbliche fanno fatica ad operare in un rapporto di sussidiarietà circolare, come si dice oggi, con queste risorse dei cittadini. Risorse dei cittadini di una società civile che oggi più che in passato si sente attore fondamentale e responsabile della comunità. Anche le recenti manifestazioni che abbiamo visto pro PAL, ecco, indicano un impegno della società per tenere fermi alcuni valori, no? Della solidarietà, l'umanità. Ecco, noi dobbiamo stimolare quanto più possibile e aiutare queste organizzazioni ad essere in prima linea rispetto alle problematiche che purtroppo la politica e le istituzioni non sono in grado da sole a risolvere. Ecco, ci vuole l'impegno dei cittadini, dei singoli cittadini e dei cittadini organizzati. Vede però, dottor Frisanco, c'è una cosa che non torna rispetto ai numeri che ha dato lei. È vero, sono numeri veri quello che lei ha dato, però io invito tutte le associazioni del territorio e anche oltre il territorio
e tutti quanti dicono che c'è una carenza di giovani volontari, sono tutti quasi diversamente giovani. Eppure, aspetti dottor Frisanco, sono anni che le associazioni vanno nelle scuole e cercano anche di far capire l'associazione che rappresentano. Il problema è che non c'è un dopo. Io ho avuto lo dico tutte le mattine sperando che qualcuno riesca a capire quello che dico, mi sembra di parlare arabo delle volte, per quelli che dovrebbero intervenire naturalmente, non per i cittadini a casa o per gli ascoltatori, che la presidente dell'AIL che ho avuto ospite ha detto: sai Mirella, la scorsa settimana sono venuti nel nostro centro 20 ragazzi, sono venuti a trovarci e sono diventati tutti 20 volontari. Ma come mai? Prima andavamo nelle scuole, sono anni che andiamo, ma non li avevamo visti. Nel momento che li abbiamo intrigati, che hanno visto la realtà di quello che facevamo, sono diventati volontari tutti 20. Allora mi scusi dottor Frisanco, me lo vuoi spiegare lei cosa c'è che non funziona? Perché poi li abbiamo allora i numeri che arrivano. Forse, come dice lei, bisogna dare il gioco che li intriga, vedere quale gioco. L'educazione civica, a mio avviso, andrebbe fatta fuori nelle associazioni di volontariato, visto che ne abbiamo così tante. Ma poi ognuno deciderà se diventare volontario o meno. Ma se lei dice che 20 ragazzi sono lì e tutti i 20 hanno detto io voglio diventare volontario perché ho capito l'importanza di quello che fate, vuol dire che non abbiamo capito niente, non riusciamo a intrigarli a scuola come nella realtà, invece che toccano con mano quella che è l'associazione che si muove, che fa, che gli intriga. Prego, dottor Frisanco. Sì, i giovani hanno bisogno di vedere degli esempi positivi, vedere delle organizzazioni che funzionano. È per quello che le organizzazioni anche a scuola possono svolgere un efficace servizio, farsi conoscere, far capire quali sono i valori che sostengono il loro impegno. Ma poi bisogna anche aiutare i giovani ad essere protagonisti nel volontariato. E spesso vengono utilizzati, gli si fa una proposta, ma poi il ruolo che gli si attribuisce non è così importante, non si dà la possibilità di evolvere, anche non gli si dà gli strumenti anche per costituire una loro associazione. Ci sono poche associazioni di giovani, anche se l'ideale sarebbero comunque le associazioni intergenerazionali dove c'è uno scambio, no? Anche di questo tipo che è importante, insomma l'esperienza delle persone meno giovani e l'entusiasmo, la forza, la vitalità dei giovani sono insieme una forza importante per l'organizzazione. Comunque i giovani hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di riconoscere i valori e se riconoscono questi valori perché li vedono testimoniati, praticati, sicuramente li fanno loro. Ecco. E poi, ripeto, è importante, i giovani tendono a impegnarsi oggi a livello spot, per una giornata, una tantum, in modo non troppo coinvolgente, ecco, perché non trovano probabilmente, quell'organizzazione che dà loro gli stimoli giusti, ecco, perché per poterli acquisire in modo continuativo, ma anche dando loro una responsabilità all'interno dell'organizzazione. Ecco, i giovani non sono dei manovali del volontariato quando entrano, ma devono essere persone che partecipano alla vita associativa e svolgono e hanno delle responsabilità e anche delle autonomie. È giusto valorizzare la risorsa giovanile e non semplicemente utilizzarla. Sì, e loro l'hanno capito molto bene quello che ha detto lei. Allora, maestro Fantinelli, come commenta? Soprattutto cosa sente con questi ragazzi? Ecco, la passione, lei vive, la creatività, io sono convinta che sono tutti dei creativi, il problema è far capire loro che lo sono un po' alla volta, perché bisogna portarli la pianticella da piccola. Se curva mettiamo subito il bastoncino, loro hanno bisogno di un bastoncino finché trovano il giusto percorso, specialmente nella cultura e nell'arte. Prego. Sì, io mi aggancio anche a quello che ha appena detto il dottore in merito al significante. Io dico sempre i ragazzi hanno bisogno di sapere
non solo che cosa fare, ma perché lo stanno facendo. Cioè bisogna dargli il senso di quello che stanno facendo. Per esempio il progetto nostro dell'orchestra, l'orchestra diventa il significante. Cioè oggi nel 2025 perché un ragazzino dovrebbe prendere in mano un violino, un violoncello, un clarinetto? A quale scopo? Per suonare a casa da solo, per studiare ore e ore da solo nella sua camera? Oggi purtroppo questo approccio funzionerebbe con lo 0,5% della popolazione studentesca, cioè solo con quelli che hanno il fuoco sacro della musica dentro di sé. Ma se io porto solo i numeri di Sanfior, per esempio, di Godega, se in un piccolo paesino come Sanfior e Godega, in questi 3 giorni, negli ultimi 4 giorni, si sono laureati 4 ragazzi che sono partiti da quel bacino e si sono laureati in musica, uno in sassofono a Milano, un altro sassofono a Udine, una ragazza ha fatto la laurea in violino a Castelfranco, un altro ha fatto la laurea in violino sempre a Castelfranco, e i prossimi 2 che si laureeranno sono una violinista a Udine e altri 2 violinisti al Conservatorio di Udine. Per cui che cosa significa? Significa che non tutti logicamente diventano musicisti, anzi una piccola parte, però se diamo loro la possibilità di conoscere e soprattutto oltre a conoscere gli diamo il senso di quello che stanno facendo, cioè il senso qual è? Tu perché devi suonare uno strumento? Perché fai parte di un'orchestra e il senso è quello di suonare con gli altri, stare con gli altri, fare musica insieme e come diceva il dottore, automaticamente li carico della responsabilità del gruppo. Io non sono autosufficiente, io non basto a me stesso. Se io suono bene a casa, io per esempio faccio sempre queste 2 distinzioni, nella nostra sala prove ci sono queste 2 grandi scritte, ogni tanto si fa giusto, ogni tanto puntini puntini. E io dico sempre, completate la frase, ogni tanto si fa giusto e ogni tanto i ragazzi subito dicono, beh si sbaglia. Ah, ho detto, beh, bene. Invece non è così, ogni tanto si fa giusto e ogni tanto si impara. Questo è il meccanismo. Imparare uno strumento musicale, per forza devi passare attraverso l'errore. Io suono, sbaglio, correggo, suono, sbaglio, correggo. Quindi l'errore cos'è che è? L'errore è in mezzo attraverso il quale io posso migliorare. C'è anche un famoso detto, maestro, sbagliando si impara. Assolutamente, ma quindi l'errore è male o bene? Bene. L'errore diventa il bene, diventa il mezzo, per cui anche esorcizzare il fatto di essere giusti o sbagliati, perché poi i ragazzi a quell'età tendono a collocarsi in categorie ben precise, no? Sono giusto, sono sbagliato, sono grassa, sono magra, sono bella, sono brutta, vado bene, vado male, sono simpatico, non sono fanno delle domande si loro. fanno delle domande, assolutamente sì, e toglierli dal giudizio altrui. Purtroppo sono d'accordo, in molti casi anche la scuola purtroppo nell'organizzazione, lo dico da professore, trovo che ci sono colleghi fantastici. Anche qui io non trovo che ci siano, molte volte la categoria dei professori è una categoria molto criticata. Delle volte giustamente e delle volte secondo me ingiustamente. Ci sono professori che sono animati ancora del sacro fuoco dell'insegnamento e che vogliono, e per fortuna assolutamente sì. La cosa è che siamo molte volte inseriti in un contesto di spiegazione, interrogazione, voto, spiegazione, verifica, voto, dove la procedura all'interno della scuola è una procedura giudicante, è una procedura basata sulla performance. Hai fatto la performance bene, hai fatto l'interrogazione bene, bene, l'hai fatta male, male. E questo invece non è vero. Per esempio nella musica io ho suonato, ho sbagliato, ho fatto un'esibizione, ci sono concerti che io ho fatto che me li ricordo come concerti bellissimi, ma ci sono concerti dove non vedevo l'ora che finisse perché era la giornata sbagliata e dici becchi la giornata sbagliata e arrivi fino a, e non vedi l'ora di finire.
Ma quello è un insegnamento. Io per esempio, un altro esempio che faccio, scusate, ma Sinner vince tutte le partite? Le vince tutte o perde anche lui? Non sarebbe neanche normale se le vincesse tutte, dico esatto, io. Quindi è solo che l'aspettativa che si ha su di loro è che loro, se devono fare calcio, lo devono fare al top. Se devono fare musica, lo devono fare al top. Se devono andare a scuola, devono farlo al top. C'è una grande aspettativa su di loro e loro molte volte si sentono questo peso addosso. E appena tu glielo togli e gli dici guarda che puoi venire qua e puoi stare qua per il piacere di stare. Poi se farai il musicista ne deve passare acqua sotto i ponti. Non lo posso sapere io adesso, non lo puoi sapere neanche tu. Facciamo un passettino alla volta e vediamo dove andiamo a finire. Però i segnali che dà anche Sinner e altri ragazzi è che quando smettono di giocare si abbracciano, la prima cosa che fanno. Si abbracciano, ecco, e si sostengono tra di loro, sia chi ha vinto che chi ha perso. Certo. E questi sono messaggi molto importanti, è che li fanno vedere molto poco. Io invece rimarrei su questi messaggi, ecco, su questo abbraccio, su questo guardarsi negli occhi, dai, hai perso, non fa niente, sei stato bravo. Cioè, capite che il mondo si sta evolvendo, non sono più i rivali di una volta. E se noi guardiamo veramente questi esempi, riusciamo a capire che sono ragazzi che hanno bisogno di sostegno uno con l'altro. Ho vinto, ma mi fa piacere che me lo dica il mio rivale. Ho perso, ma quello che ha vinto mi sostiene, sarà per un'altra volta. L'importante è partecipare, capire che ci siamo. Ecco, noi aspettiamo troppo da questi ragazzi. Pubblicità.
suonare uno Allora, avete sentito questa musica bellissima, stavo parlando con il professor Fantinel per vedere se riusciamo ad avere questi ragazzi in persona, ognuno che suona uno strumento, perché piace tanto a casa, anche i nostri diversamente giovani che magari non hanno l'ascensore, sono rinchiusi e vorrebbero partecipare, allora noi li faremo partecipare anche così, perché abbiamo degli ascolti incredibili come trasmissione, perciò maestro la prego di farceli arrivare questi ragazzi quando sono liberi, naturalmente, ognuno con un strumento, certo, per vedere che forse la musica va oltre quello che pensiamo e forse anche la sensibilità di questi diversamente giovani che abbiamo è da rispettare. Marina Menardi, cosa dici? Questo patrimonio che abbiamo, che sono loro, è un proprio patrimonio dell'UNESCO, i giovani in tutto il mondo, ma soprattutto la passione, ecco. Cos'è la passione per te? Tu che ci metti la faccia con altri per la salvaguardia dell'ambiente, per il rispetto della natura, per il rispetto anche delle istituzioni che dovrebbero essere state elette per quello, per portare avanti anche una cittadinanza attiva. Invece abbiamo visto anche le ultime votazioni, la gente non partecipa più, abbiamo dei numeri di assenteismo dalle votazioni, proprio sono assenteisti, che va alla grande. Come hai letto questi numeri e questa passione che tu hai assieme ad altri? Allora, partiamo dalla passione, in effetti metterci la faccia per queste battaglie che abbiamo portato avanti per evitare alcuni scempi che sono stati fatti in occasione delle Olimpiadi a Cortina è dettata sicuramente da una passione per il proprio paese, cioè io amo questo paese, ci sono nata, sono cresciuta, vivo qui, ho dei figli, ho 2 figli e la mia attività civica è iniziata proprio pensando al futuro per i miei figli, quindi il comitato civico, l'associazione è nata con il proposito di rendere la comunità partecipe o comunque farsi portavoce della comunità e farsi intermediari tra le istituzioni e i cittadini, perché spesso i cittadini non hanno i mezzi o non hanno comunque il tempo per interessarsi, invece è importante che loro siano informati e infatti l'informazione, la trasparenza è quello che noi cerchiamo di fare. E la passione ti porta a fare questo, a metterti anche contro, diciamo, un po' un Davide contro Golia, perché le battaglie che abbiamo fatto, per esempio quella forse più emblematica è quella per cercare di evitare la costruzione della pista da bob, sicuramente Davide contro Golia, perché di fronte hai un governo, hai praticamente le istituzioni massime che vogliono a tutti i costi fare delle cose e, tornando a quello che diceva prima il dottore, adesso mi ricordo il nome, non il maestro, ecco, che parlava del terzo settore e diceva che adesso le associazioni devono darsi da fare per seguire l'interesse generale, il bene comune, lasciarla stare nel particolare, perché questo può fare il cambiamento. Ecco, è quello che noi abbiamo cercato di fare con tanta passione e tanta buona volontà e comunque nessun interesse particolare, questo mi sembra chiaro, perché probabilmente ci sarebbe più interesse a saltare sul carro di chi fa affari che difendere il bene comune in questo caso. Ecco, devo dire che purtroppo però le nostre azioni non hanno avuto il risultato sperato, nonostante siano state molto partecipate e anche riprese dai media nazionali e anche internazionali. Ecco, diciamo che dove ci sono troppi interessi, ecco che le associazioni civiche come la nostra o quelle ambientaliste che hanno cercato comunque di difendere l'ambiente, non nient'altro, che è comunque il nostro bene comune dove noi viviamo per eccellenza, dobbiamo stare molto attenti, soprattutto in montagna, ma dappertutto, ecco, questo non è stato considerato, è stato sopraffatto. Per me è stata una grande delusione, perché abbiamo fatto anche altre battaglie, ovviamente a livello più local, più piccolo, e ne abbiamo anche vinte, abbiamo alcune perse, alcune vinte, e in questo caso pensavamo che comunque l'opinione pubblica avesse una certa importanza, invece è stata proprio... Guarda Marina, ieri abbiamo visto Trump con tutti
i grandi miliardari, l'ha detto lui, qui davanti avete tutti i grandi miliardari, quelli che ricostruiranno, quelli che hanno detto sì alla pace, perciò hai capito come funziona, sono loro che hanno in mano il mondo, cioè c'è niente da fare, l'opinione pubblica può sollevare, io sono convinta che abbia servito tutto quello che abbiamo visto, l'opinione pubblica mondiale che ha detto basta. Io penso che alla fine hanno capito che dovevano fermarsi. Io sono convinta che tutte le azioni sono servite per far arrivare la pace, però alla fine, come dici tu, sono loro che decidono. Sono questi potenti, soldi, affari, perché ha parlato così ieri Trump, ecco, si ricostruirà. Per fortuna, dico, ci siamo anche noi, fortunatamente, no, dobbiamo anche dirlo, che qualcosa anche le nostre imprese magari riusciranno ad arrivare, perché abbiamo anche delle imprese eccezionali, bisogna veramente dirlo, perché sembriamo sempre gli ultimi della classe, ma non lo siamo. Però regna sovrano il dio denaro, non c'è niente da fare. Ecco, in America vince chi ha più soldi, chi fa la campagna elettorale, l'ha dimostrata, guardate, infatti l'ha detto anche ieri Trump, è come la miliardaria che mi ha aiutato nelle elezioni. Capisci, Marina, che andiamo molto male per questi ragazzi con questi esempi che sentono, però hanno tolto all'opinione pubblica tutta la possibilità di esserci, nel senso che hanno tolto perfino le preferenze, non possiamo neanche più eleggere chi vogliamo perché ci calano dall'alto tutti i nomi, allora se non andiamo a votare è sbagliato, se andiamo a votare abbiamo quelli calati dall'alto. I giovani questo lo capiscono, tanto è vero che io dico sempre che darei il voto ai 17enni, lo dico anche al dottor Frisanco perché io ci credo molto, ci credo, forse sarebbero loro che cambiano il mondo e forse sono quelli che non li fanno votare perché hanno paura di questo voto, ricordatevi, hanno paura del voto di questi ragazzi, lo fanno anche in altri paesi europei, perciò non è che sia una novità. Però, dottor Frisanco, hanno paura dei ragazzi, del voto di questi ragazzi, del cambiamento che potrebbe avvenire e soprattutto, ecco, il mondo ormai è governato dal business, dai soldi, dai potenti della terra, chi ha più soldi arriva. Prego, dottor Frisanco. Eh sì, perché è un mondo capovolto per quanto riguarda i valori, è un mondo, come diceva lei, basato sul potere e sul denaro e sul potere del denaro e qui che condiziona le scelte a tutti i livelli. Purtroppo stiamo in una fase, una contingenza mondiale molto negativa per quanto riguarda le responsabilità dei grandi della terra e che non sono certo un esempio per i giovani d'oggi. Come sappiamo c'è un distacco dalla politica da parte della popolazione italiana, lo vediamo, ma non solo italiana, ma sicuramente in Italia, proprio perché danno i politici, i partiti danno spesso un pessimo esempio, dovrebbero essere concentrati sull'interesse generale, sul bene comune delle comunità che amministrano, ma questo non sempre avviene e i primi a capire l'incongruenza tra quello che si dice e quello che si fa e quindi a mettere in evidenza i cattivi comportamenti dei politici sono i giovani, che sono i più sensibili, che si interrogano sulla società in cui vivono. Un giovane quando supera l'adolescenza si pone i problemi del suo essere anche cittadino e coglie tutte le incongruenze, le incoerenze, le cose negative che la politica gli rappresenta, per cui ecco c'è anche questo distacco. Io comunque sono favorevole a abbassare l'età della votazione, proprio per aiutare i giovani dottore, a porsi la invito questo tutte problema. le mattine, grande dottore. Prego? Grande dottore, invece, ho detto. No. Il Sì. problema è che prima parlavo di terzo settore, di volontariato, no? Che è una grande risorsa di cittadinanza, perché è una grande risorsa valoriale, anche perché mette al primo posto la persona, non il denaro. E quindi tutti lavorano secondo un fine che non è l'interesse personale, ma l'interesse della comunità, l'interesse generale. Qui
Questa è la vera scuola di cittadinanza e c'è da sperare, purtroppo non c'è più la scuola della politica come c'era una volta, c'è da sperare che la parte migliore del volontariato e del terzo settore possa poter entrare in politica, portare nella politica questo patrimonio dell'interesse generale. Bisogna facilitare tra i migliori rappresentanti, esponenti, testimoni, attori della solidarietà e dell'interesse generale, portarli nelle istituzioni. Questa sì, hai voglia, dottor Frisan. Sa cosa mi fa tanto arrabbiare, dottor Frisanco? Le risposte che mi danno i politici, però anche alcuni docenti. Non sono preparati per votare. Come ho detto? Perché il settantenne, il quarantenne è preparato. Cioè, capisce le risposte che mi danno, specialmente docenti? No, dobbiamo prepararli prima. No, ma maestro Fantinelli, no, mi scusi, ma questo mi fa veramente arrabbiare, perché dico, ma avete capito la domanda o state rispondendo? Mi scusi un attimo, ma abbiamo Livio da Padova. Vai Livio. Ciao, saluto a tutti gli ospiti. Dunque, ascoltavo ieri sera Focus sull'accordo di pace di Trump. Se nessuno delle due parti, palestinesi e Israele, rinunciano a qualcosa, non ci sarà mai la pace. Se ognuno vuole stare sulle sue posizioni è tanto semplice, bisogna rinunciare, tutti e due devono rinunciare, perché se no la pace non ci sarà mai. Ecco, così la penso io, grazie. Beh, l'accordo è stato firmato, diciamolo, perché c'è stato un accordo veramente importante, quello è un passo veramente, la firma è firma, anche se diciamo la verità sul diritto internazionale sarebbe da discutere molto, perché ultimamente è molto calpestato questo diritto internazionale dove ci sono le firme, però fa ben sperare, almeno speriamo. Maestro Fantinelli, cosa dice rispetto anche a quello che ha sentito? Ma allora, sul riguardo al voto ai giovani, sul fatto che non siano preparati, lo trovo anch'io molto irritante la cosa, perché non è possibile, cioè che cosa significa preparare una persona al voto? Significa semplicemente educarla all'ascolto di sé, educarla all'ascolto dei propri valori, del proprio sentire, delle proprie emozioni, e abituarla a un pensiero che sia un pensiero critico di fronte alle cose, educarla a un pensiero critico. E se è un docente a dire questo, mi chiedo qual è la funzione del docente. Se la funzione del docente non è proprio quella di mediatore, si dice che il docente è per antonomasia il mediatore, cioè quello che non interviene direttamente ma quello che media e poi dà la possibilità al ragazzo di farsi la propria opinione. Per quanto riguarda invece la situazione internazionale, trovo che la pace sia sicuramente un punto di partenza fondamentale. Mi trovi assolutamente concorde sul dire che tutte le azioni che sono state compiute in questo periodo hanno influito, e vedere quella migliaia di persone, dove all'interno di quelle migliaia di persone vedere migliaia di giovani che è sempre la critica che viene fatta, no? Loro sono casalinghi, sono i mammoni che stanno a casa fino a 40 anni, che non se ne vanno, prendono il reddito di cittadinanza. Sono sempre i soliti luoghi comuni. E invece se andavamo in mezzo alle piazze, io sono andato a Trieste perché ero lì per lavoro e poi ho partecipato anche a un pezzo della manifestazione. Devo dire che come minimo il 50% era giovani, sì. Come minimo il 50% era giovani. E devo dire che è stata un'emozione per me rivedere così tanti giovani, le piazze strapiene, per cui sono perfettamente d'accordo con te che hanno influito. Sicuramente sul diritto internazionale mi trovi nuovamente d'accordo. Ci sono ancora tanti passi da fare, perché è vero che è stato siglato un accordo, però è vero che è stato siglato tra due parti dove una non è stata proprio sentita delle due parti.
E ritornando invece al senso dei giovani, mi piace sicuramente, ci tengo a dire una cosa, che come dicevo prima, quando noi diamo il significante al giovane, gli diamo il senso, no? Quando l'orchestra è proprio la manifestazione palese della società, di come funziona la società, cioè ci sono i violini primi, ci sono i violini secondi, ci sono le viole, i violoncelli, i contrabbassi, tutti i fiati, dove presi singolarmente, ognuno di loro, cioè io dico sempre, che senso ha che uno alla fine del concerto dica ma io ho suonato bene? Sì, tu puoi avere la soddisfazione personale di aver saputo che tutto è andato bene, ma l'orchestra ha suonato bene, siamo stati convincenti, siamo stati entusiasmanti. Uno per tutti, tutti per uno. Esatto, il concetto dell'orchestra come rappresentazione di una società è proprio, o il concetto della musica come rappresentazione delle umane passioni, per esempio, è proprio un concetto a cui io tengo molto. Difatti stiamo lavorando a uno spettacolo sulla quinta sinfonia di Beethoven che si intitolerà Ta 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 Wanna Beethoven, proprio perché si vuole dare senso, rilettura alla musica classica, nel senso, la quinta sinfonia di Beethoven che tutti conosciamo, il famoso ta 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 ta, il destino che bussa alla porta, è qualcosa, il destino è qualcosa che coinvolge tutti noi siamo stati toccati dal destino. Il destino della Palestina ha bussato alla porta. Il destino della Palestina. E Beethoven far capire che la musica, far sentire, no capire, perché non si va alla mente ma si vuole andare al cuore, far sentire che la musica ha questo messaggio intrinseco, cioè come Beethoven ha affrontato la sua sordità, lui il più grande compositore del suo tempo, che viene colpito nel suo senso più acuto, cioè lui non poteva parlare con la gente perché lui non poteva dire scusate parlate più forte perché non vi sento. Lui non lo poteva dire, eppure lui cosa ha deciso? Lui ha deciso di non piegarsi a questo destino, ha detto va bene, il mio senso nella vita è scrivere musica, io lo posso fare anche da sordo. Per cui questo messaggio che è intrinseco dentro la quinta sinfonia di Beethoven e che noi che è la passione, rappresenteremo appunto nello spettacolo Ta 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 Wanna Be Beethoven, sta proprio in ognuno di noi ha la possibilità di scegliere, e quando ai ragazzi li fai sentire la responsabilità e li carichi della responsabilità non in senso sei responsabile nel senso più opprimente della cosa, ma dove tu hai la possibilità, responsabilità come capacità di scelta, loro ci stupiscono sempre, sempre. Allora sentiamo come ci saluta Marina Menardi, Presidente Comitato Civico Cortina da Cortinese. Come stai vedendo Cortina? È vero che ci sono appartamenti a 50.000 euro, 100.000 euro al giorno? Mi è arrivata ieri questa? No, non lo so. No, questa non è vera. Meno male. Probabilmente qualcuno ci sta provando, forse su Booking si trovano queste cifre, ma non è così, anzi chi pensava di fare un sacco di soldi con gli affitti delle Olimpiadi rimarrà deluso, perché in realtà non c'è tutta questa richiesta che si pensava. E ci sono le agenzie anche del posto che comunque fanno fatica ad affittare, perché la fondazione Fondazione Cortina si è comunque affidata ad altre agenzie esterne, lasciando fuori tra l'altro le agenzie del posto. E quindi queste sono notizie che non trovano riscontro nella realtà. In più c'è anche il problema dei biglietti, che ancora è indefinito, non si sa ancora quanta gente potrà venire, un po' per il discorso della viabilità, un po' per la cabinovia a Polonio su Crepes, che è in forse di costruzione, che dovrebbe essere strategica per portare su i
gli spettatori, però se non si farà è difficile che in ogni caso si faccia in tempo, perché siamo già a metà ottobre, devono praticamente ancora iniziare, allora ci sarà un calo di un 20-25%. Quindi alla fine queste Olimpiadi non stanno portando chissà cosa, ecco, a livello di business proprio per i locali. Diciamo che è più un business esterno, come dicevo prima, per chi ha potuto partecipare alle grandi opere. Quindi chiudo dicendo che da cittadina di Cortina, e penso di fare da portavoce di tanti miei concittadini, non vediamo l'ora che arrivi marzo 31 marzo e tutto questo sia finito. Grande Marina, ti ringrazio anche per questa osservazione a voce alta che hai fatto. Non vediamo l'ora che finisca tutto, perché veramente io penso che qualcuno dovrebbe riflettere su quello che è successo. Se vogliamo mandare anche le foto, vogliamo vedere questi scavi della cabinovia per far capire di cosa si parlava, perché è molto importante anche la foto che siamo riusciti ad avere. Ecco qua, ecco, colate di cemento, di tutto e di più, ecco, su questa perla, senza vedere le altre cose. Oppure gli alberi tagliati, vediamo un'altra foto. Guardate. Esatto, qui hanno tagliato gli alberi per la stazione intermedia della cabinovia, questo è il tracciato, ma in realtà non si sa nemmeno se ancora si fa, però intanto si va avanti lo stesso. Grazie Marina, grazie, ci sentiamo presto, buon lavoro, forse verrò a trovarti perché voglio vedere, ecco, è un pezzo che non vengo su, voglio venire a vedere, ti chiamerò comunque quando deciderò di venire, perché mi farebbe molto piacere incontrarti. Grazie Marina. Ti aspetto. Grazie, Ciao. Grazie infinite. Ciao, grazie. Allora andiamo a sentire anche come ci saluta il professor Frisanco, dottor Frisanco, come ci saluta? Ma richiamando quell'immagine che prima il professor Fantinel diceva, no? Dell'orchestra come metafora di una società, di una comunità che funziona, in cui tutti fanno la loro parte, danno un ruolo e ognuno si avvale del contributo dell'altro. Ecco, questo dovrebbe essere, no? La cosa a cui dobbiamo mirare come cittadini, come associazioni, come istituzioni, ecco, fare in modo che la società cresca con questo spirito di solidarietà, di comunanza, di idee, di impegno reciproco, valorizzando tutte le risorse di un territorio. Ecco, a cominciare dai giovani, che sono quelli che hanno più aspettative rispetto al futuro e che lo determineranno. Ci andrà anche lei a Cortina, dottor Frisanco, visto che dicono che a Cortina si parla solo romano? Ah no, io ci sono stato in vacanza più volte, mi piace molto il Cadore, ecco, e tra l'altro volevo dire, sicuramente è brutto vedere lo scempio del territorio per costruire delle strutture che non avranno un grande futuro probabilmente, non servono ai cittadini locali, non so quanto possano servire, ecco. Però temo che siano cattedrali nel deserto, ecco. Ah, non è solo che lo teme, siamo in tanti che lo temiamo, dottor Frisan, grazie, devo chiudere, la ringrazio, la inviterò spesso. Vi dico anche questo, sono stato alla manifestazione di Roma e posso dirvi che è stata una grande gioia, quella del 1 milione di persone di una settimana fa, e posso dirvi che è stata una grande gioia riscontrare la presenza di tantissimi giovani e giovanissimi. Sì. Grazie veramente, grazie dottor Frisanco. È una speranza per il nostro futuro. Non ce la faccio più, grazie infinite, saluti Roma, e chissà che bel tempo anche là. Allora sentiamo invece il maestro Fantinel come ci saluta e cosa vuol dire orchestra SIO, perché non l'abbiamo detto. A me le sigle piace anche spiegarle. Allora, l'orchestra SIO significa suono in orchestra, semplicemente è l'acronimo del suono in orchestra. Io suono in orchestra, è un po' il senso del nostro progetto. E che ha sede dove? Ha sede a San Fior, nasce all'interno dell'istituto comprensivo IC San Fior di San Fiore Godega a Sant'Urbano, trova appunto il sostegno dei 2 comuni che sono sempre stati molto sensibili nei nostri confronti, logicamente del dirigente scolastico e di tutti i docenti dell'istituto comprensivo. È un progetto che parte dalla primaria, dalla prima elementare,
Noi in questo momento abbiamo diverse orchestre, abbiamo l'orchestra delle scuole elementari di terza, quarta e prima media, terza, quarta, quinta e prima media, abbiamo l'orchestra della seconda, terza media e poi abbiamo l'orchestra grande, quella che avete visto, sentito. Degli ex allievi che, come dicevamo prima, alcuni di loro sono diventati musicisti, ma gli altri suonano per il semplice piacere di stare insieme e di fare musica insieme. Grazie, la seconda parte di questa bellissima musica, di questi brani, la sentiremo nel finale, perché mi piace portarla, anzi maestro, se ha delle musiche da mandarmi io le metterò tutte le mattine, perché mi piace svegliare la gente a casa. Dico tutti i miei orchestrali che vengono a trovarmi di mandarmi qualcosa che così facciamo sentire a casa, e sono molto graditi, devo dire la verità, perché poi mi chiamano, perciò se mi fa questo favore la ringrazio, perché penso che è giusto anche ascoltare questi ragazzi, ecco, loro dando dei segnali molto importanti, accompagnati da questi educatori fondamentali. Veramente grazie. Pubblicità. Un altro gradito ospite, abbiamo Giorgio Bughetto, presidente Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Giorgio è un amico, mi fa molto piacere averlo ospite, perché è una di quelle persone che sta cercando veramente di mettercela tutta con delle tradizioni, con delle mostre, ecco, facendo anche una cittadinanza attiva, ecco, quello è quello che vedo in Giorgio Bughetto, ecco, questa passione per il territorio, per la sua città, per la storia. Cos'è la storia in questo momento 2025? Prego. La storia praticamente è una cosa che si dovrebbe capire e imparare soprattutto dai nostri errori e da quello che c'è. Io cerco sempre di fare una cosa particolare, che sono le nostre radici, perché dalle radici si può imparare tantissime cose e naturalmente si può anche imparare la vita. Se noi impariamo e capiamo cosa hanno vissuto i nostri cari, perché io ci sono stato, perché insomma ho una certa età, quindi ci sono passato su queste cose, possiamo anche capire cosa possiamo fare, cosa possiamo portare avanti nella nostra storia. Questo è quanto specifico io, soprattutto nelle mie mostre. Cioè torniamo alle origini, torniamo alle radici, perché è importante capire e vedere cosa hanno fatto i nostri. Tu hai fatto tantissime mostre proprio su questa guerra, ecco, su questa guerra che siamo stati coinvolti, con video, anche una ottima partecipazione, anche se fai fatica a far capire, ecco, che forse queste mostre andrebbero anche supportate di più dagli amministratori, perché ecco, la storia insegna, dopo quello che abbiamo visto, che forse qualcuno si dimentica, ecco, forse aiutare, anche supportare chi invece cerca di far capire l'importanza di queste immagini, di queste foto tremende, perché non cambia niente, cioè le macerie sono macerie, i morti sono morti, si adopereranno altre armi, però quello che vediamo è la popolazione sempre indifesa, la più fragile. Ecco, cosa hai provato quando è stato firmato questo accordo dai grandi, dai miliardari, da quelli che poi ricostruiranno la Palestina, ecco, poi si dovrà andare in Ucraina, perché anche là con la Russia. Allora, ecco, 57 guerre nel mondo, non 2 3. Prego, Giorgio Bughetto. Allora, io ho sempre notato che ho fatto tantissimi anni fa una mostra proprio sui genocidi, quindi partendo dai nativi americani, arrivando a Ruanda. E ho notato una cosa, studiando le carte, leggendo, che purtroppo tutte queste guerre sono fatte solo per uno scopo economico, solo l'economia. Non gli interessa niente delle persone che muoiono in queste cose, perché io dico sempre che quelli che comandano se la cavano sempre, ma quelli che sono sotto di loro ci rimettono sempre. E questo è quello che ho capito proprio andando a visitare anche naturalmente i campi di concentramento e quant'altro. E là mi sono reso conto proprio che era un business. Come oggi la guerra è sempre un business. Abbiamo una telefonata, salvi Perin, che piacere sentirti, salvi, prego. Buongiorno a te e a tutti i
i tuoi ascoltatori. Io vorrei intervenire così dando un appoggio concreto a Marina, la combattente di Cortina, che purtroppo si trova soffocata. Sappiamo che il soffocamento alla lunga porta alla morte, purtroppo. Nel bellunese sono sempre le donne a proteggere, difendere il loro amato territorio. Ricordiamo Clementina Merlin, che denunciò battendosi per non far realizzare le opere per la diga del Vajont, perché avrebbero portato distruzione e morte. Purtroppo Tina venne soffocata ed avvenne l'immane tragedia con circa 2000 morti. Ci contiamo che venga un cambio di passo con la donna Meloni e si facciano votare da 16 anni in su. Grazie. Grazie Salvi, mi fa piacere averti sentito al telefono, molto piacere. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Salvi Perin su questa figura femminile. Ricordiamo che il primo sciopero è stato fatto proprio dalle figure femminili, dalle donne, infatti. Perciò non dimentichiamolo, se siamo arrivati a tanto è merito anche di questa figura che non riesce ancora adesso ad avere le suffragette. Le suffragette, bravissimo. Raccontiamo un po', chi erano queste suffragette? Le suffragette erano coloro che non accettavano la società come era all'epoca. Quindi praticamente erano delle ribelli, perché la società all'epoca, ricordiamoci, che voleva le donne naturalmente che non studiassero, che non imparassero niente, che dovevano fare funzioni solo di figli e naturalmente anche delle madri, quindi delle casalinghe. Una cosa che per esempio Venezia non ha mai tollerato questo, perché Venezia la prima donna che si è laureata è stata laureata a Padova, proprio nelle università venete. E Venezia, le loro donne sapevano leggere e scrivere, perché gli uomini erano lontani per tantissimi mesi, anche anni, a livello commerciale, e quindi dovevano portare avanti i beni della casa. Quindi dovevano sapere leggere e scrivere. Questa è l'importanza della storia. Però Giorgio Bughetto, come mai anche nella storia, anche nei libri di storia, nonostante ci fossero tante donne, ad esempio le partigiane, queste donne che ci rimboccavano le maniche, certo. I compagni, i mariti erano al fronte, perciò famiglia, ma poi rischiavano anche la vita, certo. Per riuscire ad aiutare queste persone. Però ce ne sono poche nella storia descritte. Come mai questa donna non riesce, nonostante anche il percorso, come abbiamo detto, se io non lo ricordo qualche mattina, pochi sanno che il primo sciopero è stato fatto dalle donne, perché si tende a nascondere questo. Prevale sempre la figura maschile, il partigiano, non la partigiana. Noi nell'AMMI, l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra, abbiamo avevamo parecchie scritte che adesso non ci sono più, partigiane, gli staffette o quant'altro, perché soprattutto anche questa del Castelfranco veniva spesso a trovarci, che è stata anche senatrice, è stata anche naturalmente onorevole. Però questa è una cosa che rimane sempre nell'ambito proprio atavico, no? Mentre, come ti dicevo, Venezia cercava di... Infatti ricordiamoci anche una cosa importante, che se Venezia ha avuto 120 dogi, ha avuto anche 62 dogaresse. Sentite, e i numeri che ci sono? Numeri che ci sono, perché Venezia era aperta a tutto e a tutti. Non c'era un discorso religioso. La Chiesa là... Neanche maschile e femminile. No, la Chiesa là non comandava intanto, perché era lo Stato che comandava. Questo era importante, e questo era importante anche per le etnie più basse, perché erano tenute in considerazione anche loro. Allora andiamo a vedere anche questa mostra, questo video che ha portato Bughetto. Devo correre perché il tempo è tiranno, ma voglio fare vedere anche queste importanti mostre che fa Bughetto, questi itinerari turistici e non solo, perché sono itinerari turistici culturali soprattutto cosa dicono le persone che vengono a visitare le tue mostre? Beh, naturalmente restano un po' meravigliati, perché tantissime cose che noi mettiamo all'interno gli libri storici non le portano. Allora vediamo il video e poi lo commentiamo.
Questo leone meraviglioso, bellissimo. Cosa significa il leone? Ecco, questa immagine che abbiamo, che vediamo molto spesso anche nella politica poi. Certo, il leone naturalmente è il sinonimo di San Marco, perché logicamente era l'animale totem di San Marco, quello che gli portava da mangiare mentre lui faceva le sue preghiere. Poi naturalmente è stato preso da Venezia, però ricordiamoci sempre che la prima bandiera veneta è quella fondo azzurro con croce dorata. Poi arriva il leone di San Marco. Quindi allora, prima bandiera, fondo azzurro, croce dorata. Croce dorata perché? Perché era praticamente la bandiera degli antichi veneti. E quindi Venezia l'ha portata avanti. La troviamo anche sul comune di Verona, che hanno la stessa bandiera. Poi è stata messa la prima effigie del leone di San Marco, aveva la croce, perché era cristiano, quindi contro i paesi musulmani e quant'altro. C'è da dire anche un'altra cosa, che Venezia ha sempre combattuto, tra virgolette, contro il commercio, ma soprattutto anche naturalmente coi turchi, però il commercio non è mai finito, non è mai stato fermato. Quindi il commercio è sempre portato avanti da loro. Poi ricordiamoci un'altra cosa, che il leone, che la bandiera più bella è quella contarina, fatta da Doge Contarini, che ha tutta una serie di effigie di santi della Madonna col bambino e dello Spirito Santo ed è San Michele Arcangelo. E non c'è solo San Marco, ma c'è anche San Teodoro, che era molto più importante di San Marco per i veneziani. E poi naturalmente abbiamo da dire che la bandiera originale è proprio quella contarina, non quella che molti portano in giro, perché quella è una bandiera fascista. In quanto il fascismo teneva molto di conto Venezia per le sue vittorie, per le sue conquiste e naturalmente i suoi domini, e ha portato avanti una bandiera diversa dalla classica. Perciò la bandiera con leone di San Marco è una bandiera fascista. Quella che troviamo effigiata la maggioranza delle volte è fascista. Sentiamo Adriana da Jesolo. Vai Adriana. Buongiorno signora Mirella, buongiorno suo ospite. Devo ringraziare il signor Giorgio, suo ospite, per la verità che l'ho detto, per la verità che 34 anni, io spero di sentire proprio la tua trasmissione, Mirella, perché io te l'ho chiamato 1000 volte per quella guerra in Croazia, ti ricordi? Sì. Ecco, io grazie signor Giorgio perché finalmente è uscita fuori la verità. La verità prima o poi esce fuori. Dopo 34 anni ho sentito che quelle guerre non servono niente, non servono oltre che qualcuno guadagna, quelli che producono armi, uccidono gente, popolo che non c'entra niente con la guerra. Potere, quello è una guerra, potere che hanno quelli presidenti o quelli che guidano la Repubblica, ma perché? Ma perché gente lavora, gente vuole essere tranquilla, vuole trovare lavoro, vuole vivere una vita. Io dovevo scappare da casa mia per quella maledetta guerra che ha rovinato, però devo dire grazie Italia, grazie 1000 volte Italia, che mi ha ricolto come una figlia, me e mia famiglia. Grazie mille signor Giorgio che ha detto la verità. Che devono sapere quelli che guidano una terra, perché devono morire tutti? Perché di costruire cosa? Per interessi? Ma vita ha un interesse, una vita. Grazie mille Mirella, grazie. Grazie a te cara Adriana, mi fa piacere, io cerco di far trasparire la verità con questa trasmissione, invitando anche ospiti competenti, dei professionisti anche della storia, perché hanno studiato, hanno imparato, si sono appassionati a questa storia. Cos'è la passione? Quando hai capito che la tua passione era proprio questa, la storia, hai fatto tanti lavori, però alla fine la passione è questa. Diciamo che io ho cominciato a leggere, quando ho cominciato a leggere a 7 anni, mi sono letto la prima enciclopedia che era Conoscere e poi ne ho letto altre 80.
Quindi la lettura per me è molto importante, libri, non computer. Questo è importante, perché il libro ha un profumo diverso, ha una cosa diversa. E poi mi sono appassionato. Oltretutto poi mi sono appassionato anche alla storia che nessuno scrive. Perché purtroppo noi siamo in un ambito, tra virgolette, molto restrittivo. Cioè la maggioranza della storia è proprio quella che nessuno scrive, perché fa comodo scrivere certe cose. Per esempio, la nostra storia è quella del 7 aprile 1944, in cui molti storici continuano a dire che Treviso è stata bombardata per colpire i nodi ferroviari, mentre non è questo. E là continuano a dire sempre questa cosa. Noi, io e anche altri miei collaboratori, abbiamo intervistato un centinaio di persone, che all'epoca avevamo tanti testimoni quando ho cominciato a intervistarli sul bombardamento di Treviso. E quindi, raccogliendo le loro testimonianze, abbiamo fatto un puzzle che alla fine abbiamo scoperto la vera entità e perché è stata bombardata Treviso. Come i morti, non sono 1600, ma arriviamo a 2600-2700 morti, perché ricordiamoci che i bombardamenti hanno spazzato via tutto e tutti. E infatti l'anno scorso sono stati trovati... Diciamo era quasi rasa al suolo anche Treviso. L'80%. Avete sentito? Perché ha avuto 4 bombardamenti grossi. E quindi dopo logicamente ci sono stati meno morti perché la gente era sfollata. Tutti ricordano il 7 aprile. Però c'è stata il 14 maggio, c'è stata a dicembre, c'è stata l'ultimo 13 marzo del 45 fatto dagli inglesi, di stessa entità del 7 aprile, che sono partiti da Porta Grande, da Madonna Grande fino a Fiera, hanno raso al suolo tutto. E questo è una cosa interessante che l'unica Fiera casa... la Rossa. Fiera la Rossa, brava, Fiera la Rossa. L'unica casa che è rimasta in piedi è quella che volevano abbattere sul famoso crocicchio divisorio tra appunto Fiera e Lanzago, no? È la casa che è rimasta, quella è l'unica rimasta in piedi di tutta la zona. Stranamente. Quindi raccogliendo. Vladimiro da Rovigo, ciao Vladimiro. Ciao Mirella, adesso vado a scheggia, non tanto una battuta, stamattina abbiamo scoperto che a Riga Veneta e Zaia è il più fascistone dei Fratelli d'Italia. Benissimo. No, allora, alla fine il professore di musica era veramente ispirato, quindi sono stato zitto, no? E dico adesso, perché posso adesso quello che volevo dire prima, vado a scheggia. Mi ricordo quando avevo 14, quindi 16 anni, che andavo anche lì in piazza a lottare contro la guerra del Vietnam nel 68, via parlando. Dopo che c'è stato 2 fenomeni molto pratici che hanno portato al dissolvimento. A quell'età, 16 anni, 18 anni, nessuno lavorava e nessuno che aveva famiglia, figli, quindi non erano ricattabili. Gli altri seguivamo l'ideale, il fine giusto e basta. Puntualmente, quando abbiamo finito a scuola e siamo andati a lavorare, iniziano i problemi, cioè, e se uno perde il lavoro e il figlio, e lì, come dire, molte persone, anche persone che quando si lottava già erano i primi, i più convinti, e un po' alla volta che dovevo mollare. Esiste uno che ha fatto una battuta eccezionale, no? E lui diceva mica, lui lavorava, perché aveva una ragazza, moglie e un figlio. Lui non diceva mica gotte bocche da sfamare, e diceva 3 sederi da fargli fare la popò ogni giorno, per dire, no, ecco, cioè per dire. Quindi molte persone che dovevo lasciare per forza perché era ricattabili, no? La lotta. Poi ce ne sta anche un'altra che è meno visibile, ma anche qui era molto insinuosa, cioè tra noi altri all'epoca non c'era distinzioni culturali o di ceto sociale, eravamo tutti assieme. Eravamo tutti per uno e uno per tutti, e che era l'uno l'ideale, il fine da raggiungere. Dopo anche lì, quando siamo arrivati a tempo matura, è quelli del ceto alto che iniziano la strada, quelli del ceto più piccoli e andare alle fabbriche, e lì ci siamo lasciati. Mi ricordo che di tante persone che all'epoca eravamo dei grandi amici, dopo 15-20 anni, come che neanche se fossimo mai conosciuti da parte sua di loro. E questo però sta fatale. E chiudo per dare un contributo, se posso, senza voler fare politica attuale, che secondo me c'è stato un tentativo in Italia di poter superare questo secondo motivo che ha portato alla fine, cioè
di annullare le distinzioni culturali del ceto, del soldi, via parlando. E sta il PD, che veramente è stato un tentativo, quando è nato, di mettere assieme culture diverse, ricchezze diverse, via parlando. Giseo riuscito? Mi quando che sento parlare che il PD è il partito del ZTL, e devo dire purtroppo che molto spesso è vero, cioè i ceti, quelli acculturati e più alti, che una volta si stava tutti assieme, e purtroppo spesso cede a piacere di avere le zone più tranquille, le zone più agiate, le zone più frequentate dalla polizia per sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. E questo porta alla divisione. Quindi purtroppo anche il PD, che era stata una bella iniziativa, non è riuscito a superare il fatto che qua in Italia le distinzioni culturali, di ricchezza ed eccetera, ha il suo peso, porta a divisioni e poi anche a essere usata e strumentalizzata a fini elettorali e politici. Ciao, grazie all'ospitalità, buongiorno all'ospite che è eccezionale. Grazie Vladimiro, lo so, mi fa piacere, Giorgio Bughetto, una cultura incredibile, quello che riesce a fare con le mostre, anzi invito tutti a venirle a vedere perché oltre alle mostre poi produce anche dei video, perciò potete anche partecipare a vedere libri, di tutto veramente. Però io volevo farvi vedere queste immagini, purtroppo a Verona è successa una tragedia, 3 carabinieri morti, più di 13 feriti, ancora non si sa, questa famiglia che doveva essere evacuata, la casa piena di gas saltata per aria, guardate cosa è successo, una cosa veramente incredibile. Un grande, veramente un forte abbraccio a tutte queste forze dell'ordine, specialmente i carabinieri, alle famiglie di questi carabinieri che non ci sono più, stavano facendo il loro dovere. Guardate l'esasperazione, cosa porta, cosa è successo. Adesso sentiremo anche sui nostri telegiornali queste notizie, è successo qui a Verona. Ma cosa sta succedendo, Bughetto? Qui c'è qualcosa veramente che ormai ha superato l'asticella, che è il buonsenso, ecco, l'aggressività che diventa sempre più forte. Purtroppo non ci sono più certi valori e quei valori si sono persi anche naturalmente certi canoni. Quindi la gente, anche sapendo che anche se fa certe cose non viene condannata, non viene praticamente non viene assolutamente neanche come si può dire, richiamata, e fa quello che fa. Però metti a repentaglio la vita di altri che non c'entrano niente quei problemi che loro stanno facendo il proprio dovere. Lo so, però purtroppo questo siamo arrivati proprio a un discorso di come si può dire, lassismo. Si lascia correre. Anche perché le forze dell'ordine, ricordiamoci che se prendono qualcuno che magari fa un reato, poi intanto va fuori subito, prima ancora che loro finiscono il servizio, primo. Secondo loro magari si beccano anche una denuncia, perché questo me l'hanno detto parecchi, sia carabinieri che poliziotti. E quindi siamo arrivati praticamente ad avere una totale anarchia. Se mettiamo caso qualcuno venisse a rompere le scatole, no, e io mi difendo perché mi aggredisce, rischio io, non lui. Siamo arrivati a questo ormai. Allora, vediamo il nostro bravo regista Italo Morao, ha trovato un video che hai fatto tu, 1100 anni di Venezia, andiamo a vedere la storia, andiamo a vedere questo video, so che a casa vi piace molto e capite l'importanza di questi video e di queste foto perché è la nostra storia. Andiamo a vedere e poi commentiamo con Giorgio Bughetto.
la storia anche di Venezia. Allora, intanto spieghiamo questo video, Giorgio Bughetto. Beh, qua abbiamo fatto praticamente naturalmente l'inaugurazione e avevamo anche come diciamo soldati il Veneto Real. Questi ragazzi, li chiamo ragazzi anche se sono di una certa età, però hanno un sentimento veramente potente verso, cioè la sentono la divisa verso Venezia. Questo è importante perché logicamente loro dopo girano in continuazione ogni mese, ogni settimana, ogni domenica perché fanno commemorazioni dappertutto. E ho fatto anche fatica a farli venire perché volevo far venire anche il Reggimento Treviso assieme a loro, ma sono occupatissimi. Perché ricordiamoci che avevamo anche un Reggimento Treviso qui a Treviso, che era naturalmente pagato da Spineda, Conte Spineda. Che avevamo anche il Cas Pineda, la famosa Cas Pineda. Perché ogni sede nobile, della Fondazione Casamarca, ogni nobile praticamente doveva per Venezia avere un reggimento completamente pagato da lui. Perché in caso di bisogno Venezia poteva fare conto anche sui soldati che ogni città gli offriva. Regina da Schio, ciao Regina. Buongiorno, vi sto ascoltando e volevo portare... Pronto? Sì, prego Regina. E volevo portare una testimonianza parlando proprio del bombardamento, perché io sono nata in provincia di Venezia, però era una zia a Treviso la quale aveva un bar, Diana. Questo bar Diana si trovava di fronte alla stazione ferroviaria. Uscendo dalla stazione ferroviaria era lì proprio di fronte, che è stato poi bombardato c'è stato quel famoso bombardamento di giorno all'improvviso, mi pare all'1 e io ho una fotografia di questo bar Diana che poi è stato ricostruito, naturalmente gli hanno fatto tutto nuovo. Allora ero piccola perché io ho 91 anni. Complimenti. Quindi ero piccolina, questa zia era la sorella di mia mamma, la quale mi voleva sempre con lei perché non aveva figli e quindi aveva piacere di avermi. Ecco, e ho questo ricordo di questo bar Diana e ho, come ripeto, la foto di allora che poi la zia, fra l'altro, è stata fortunata perché questo aveva il bar e l'aveva appena venduto perché doveva sposarsi. E poi invece non si è più sposata perché non è tornato in guerra, aveva il fidanzato che è stato richiamato in guerra e non è più tornato. E poi questa zia ha preso il bar Esperia. Che bella storia, Regina. Infatti Bughetto sta annuendo, vuol dire che condivide tutto quello che dice, che anche lui ha questi ricordi fortunatamente. Ecco questa foto che Regina tiene tanto. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Regina? No, scusi, non ho capito. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Dico che in questo bar Esperia, che c'è vicino al cinema Esperia, io lì da bambina facevo ancora le elementari e ho giocato tanto in quella piazzetta e poi la zia sposò un Bellina che c'è ancora la cappelleria a Treviso, la famosa cappelleria Via Martiri della Libertà. Esattamente, che poi lì crescendo, finito le medie, io sono sempre stata con questa zia che poi si è sposata ma non ha avuto figli e sempre in negozio. Grazie Regina, grazie della telefonata, veramente fa piacere sentirvi, ecco, questi ricordi che facciamo veramente riemergere a queste persone che sono molto importanti, queste telefonate, io c'ero, io ho visto, io ho a casa le foto. Ma cosa racconta questa storia? Ieri come hai vissuto queste firme che abbiamo visto tra i grandi miliardari del mondo, che non ci pochi credo. rispetto a quello che
che dovremmo essere un po' tutti. Allora. Come hai visto questo accordo, questa firma? Qualcuno dice ma la pace è ancora in alto mare? Non ci credo perché, come ti dicevo prima, ci sono grossi interessi dietro. Non solo la striscia di Gaza, ma cosa c'è sotto il mare di Gaza. Perché là c'è uno dei più grossi giacimenti di gas al mondo. E so che lo Stato ebraico l'ha già venduto a 5 multinazionali, anche se non è suo. Quindi torniamo sempre al discorso che la guerra viene infarcita di tante cose, ma alla fine è sempre economica. Questo è il brutto, però sono morti 20.000 bambini, sono morti tante donne, tanti uomini. È stato un massacro, è stato un genocidio, bisogna dirlo, perché è inutile che si giri a tanti attorno, ma qua bisogna dire che è stato un genocidio. E bisogna imparare anche da questo qua, per capire soprattutto cosa ci dice la storia. E la storia ci dice quello, che finché ci sono forniture economiche, le guerre non saranno mai finite. La ministra Roccella delle pari opportunità della famiglia ha fatto questa dichiarazione che ha fatto sollevare tantissime persone, con queste dichiarazioni che Auschwitz, i ragazzi quando vanno sono gite turistiche. E la Segre si è molto risentita dicendo intanto sono viaggi di studio e dove conoscono la vera storia. Io ho avuto ragazzi che sono stati ad Auschwitz, ho ancora i bigliettini scritti da loro e sono ragazzi che sono stati molto provati. Ecco, io li ho visti piangere, ho visto commuoversi, emozionarsi, perché toccare con mano e rivedere questi luoghi è molto importante. Secondo te una ministra può fare certe dichiarazioni? Cioè, le parole pesano, le parole sono come pietre. Tu in quel momento rappresenti una cosa importante, un ministero importante. Ecco, come hai letto queste, e soprattutto Segre che ha detto non sono gite turistiche ma sono viaggi di studio e cultura. Dopo dipende sempre anche dall'insegnante, però ricordiamoci, io dico sempre che bisogna toccare con mano le cose, non parlare ma fare, perché anch'io sono stato ad Auschwitz, ho filmato, ho visto tutto, ho parlato con le guide, perché infatti là ad Auschwitz sono morti 1 milione di ebrei e 250.000 di altre etnie. E io ho chiesto alla guida, ho detto ma come fate ad essere così sicuri dei morti? No? Ha detto guardi che i tedeschi scrivevano tutto. Noi abbiamo tutti gli elenchi con tutti veramente i morti che sono successi là, quindi non parliamo di 2 milioni, di 3 milioni come diciamo, 1 milione di ebrei, 250.000 di altre etnie. Cosa vuol dire? Zingari, rom, italiani, religiosi, politici. Quindi è stato un discorso. Io ci sono stato e devo dire che ho dovuto estraniarmi per fare il servizio, perché altrimenti vai fuori distrutto. Cioè, Leone da Trebaselle, che poi continuiamo, vai Leone. Ciao Milena, grazie, saluto il tuo ospite. Allora, sono d'accordissimo che le guerre sono economiche, perché tu mi conosci, ho sempre detto che la guerra in Ucraina è per le terre rare e la guerra a Gaza è per il gas, perché davanti a Gaza hanno scoperto un enorme giacimento di gas e gli israeliani lo vogliono loro. Però sarà la guerra del 7 ottobre, però è tutto sbagliato, perché il 7 ottobre è stata una farsa, è stata una cosa fatta apposta per avere la ragione per fare la guerra, perché lì i terroristi sono usciti da Gaza, che da Gaza non usciva niente. E allora come è stato possibile? Lì è stata una cosa organizzata apposta per scattare questa guerra e per impadronirsi del gas che c'è davanti a Gaza. Questo è, per me è quella la ragione della guerra. Ciao Milena, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone da Trebaseleghe, ma abbiamo sentito anche un altro ospite che ha detto, ecco, i servizi segreti, il Mossad di Israele non potevano non sapere del 7 ottobre quello che sarebbe successo, i conti non tornano perché sanno tutto di tutti. Questo l'ha detto, mi ricordo. Sempre che bisogna fare sempre riferimento alla storia. Allora, nel 1939 Hitler, per attaccare la Polonia, come ha fatto?
ha travestito soldati tedeschi con uniformi polacche e ha sparato ai tedeschi. E qua è successo la stessa cosa. Questa è storia? Storia. Quindi io l'ho detto subito, come hanno fatto a entrare dentro non lo chiamavano esercito, chiamavano una banda Brancaleone, perché logicamente non avevano carri armati, avevano ruspe, avevano i deltaplani, jeep. Cioè, come hanno fatto a entrare in un paese che è il più blindato al mondo, che hanno un servizio segreto che è uno dei migliori al mondo. E infatti so che l'Egitto li aveva avvisati almeno 2 mesi prima. Che ci sarebbe stato sta incursione. E stranamente gli aiuti sono arrivati 6 ore dopo. E hanno preso, perché io ho i filmati, hanno preso in ostaggio anche i militari che erano ancora a letto, che stavano dormendo. E le guardie dove erano? Ma è possibile che il potere, il dio denaro, l'arrivismo arrivi ad annebbiare la mente dell'uomo? È vero che Andreotti diceva che il potere logora chi non ce l'ha, però è anche vero che questi sono padri di famiglia, tengono figli, tengono mogli, tengono genitori. Cos'è l'annebbiamento del cervello dei grandi nella storia? Perché Hitler è stata una testimonianza, Lenin lo stesso, Tito lo stesso. Cioè abbiamo le testimonianze, questo allargare sempre di più, cioè la storia fa tornare indietro Goti, Visigoti, Ostrogoti. Ma è stato tutto un discorso di conquista, le conquiste si fanno per prendere delle risorse, cioè è tutto là il discorso. Qua bisogna tornare al discorso di Venezia e dei Veneti. I Veneti per esempio non hanno mai fatto guerre di conquista, raramente, solo di commercio. Perché? Il commercio non implica soldati, non implica morti e naturalmente implica buone azioni. Perché logicamente io ti porto la merce, te la vendo e tu prendi i soldi. E infatti quando è stata scomunicata Venezia una delle prime volte perché faceva affari con i musulmani, allora il Doge ha detto Dandolo, no? Doge Dandolo ha detto, Sua Santità, ha detto, i bessi, i soldi, non ha de a pe. Una volta si diceva il besso, gatto besso. I bessi non ha de a pe, noi facciamo commercio con tutti e non facciamo baruffa con nessuno. Questi erano i grandi di una volta. Questi erano i grandi. Gli illuminati. Infatti ricordiamoci che, per esempio, una delle tante cose che ha fatto Venezia è il primo caffè al mondo, il Florian. Perché naturalmente vedeva che i turchi si nutrivano di questa bevanda chiamata caffè e ha detto perché non la commercializziamo? Gli occhiali, sia da vista che da sole, sono invenzioni venete, veneziane. Il ciao, servo suo. E tantissime altre cose. Noi su questa mostra ne mettiamo tantissime. Lo specchio, un'invenzione veneziana. Cioè ne abbiamo tantissime da dire, però queste cose dobbiamo farle nostre, perché sono nostre, non sono di altri. Allora se noi capiamo e vediamo ciò che abbiamo dentro e ciò che abbiamo di storia, perché ricordiamoci che Venezia ha fatto 1100 anni di storia, ha passato l'impero romano, dopo purtroppo quello che è accaduto, però è sempre stata una repubblica, non monarchia, illuminata. Pubblicità. Prima di presentarvi un altro graditissimo ospite abbiamo Sandra da Padova, vediamo se c'è ancora. Ciao Mirella. Ciao Sandra, scusa, ho dovuto andare in pubblicità, vai Sandra. Ho visto. Beh, non ha importanza. Scusatemi, io ho visto dei servizi, tutti, allora, le vittime di guerra, che siano da una parte o dall'altra, sono sempre vittime, morti. Però dire che è stato tutto programmato mi sembra un po', scusatemi, pesantino, perché ieri sera io ho visto un servizio proprio e adesso il Mossad, che è la polizia, quella, cioè stanno facendo proprio delle indagini, c'erano delle spie dentro, perché non è possibile, il paese
Israele è sempre stato quello più sicuro al 100%. Dunque bisogna vedere queste indagini dove porteranno, perché ho visto un servizio di un giornalista che era lì, che ha fotografato tutte le scene, qualsiasi persona che trovavano per strada, qualsiasi. Ho visto delle scene, Mirella, da piangere. Dunque io andrei un po' cauto, io dopo non sono nessuno e non voglio essere quella che sa tutto, però vedendo quelle scene, Mirella, e anche quello che è successo in Palestina, perché è da una parte e dall'altra, purtroppo le vittime, che poi ha ragione il signor Bughetto, che ci siano interessi economici ci sta, è dappertutto, è sempre stato e ci sarà sempre. Io spero, come speriamo, che questo accordo almeno c'è stato un cessate il fuoco. Ecco, questo io credo che sia almeno questo importante. Dopo chi vivrà vedrà, io non lo so, non lo sappiamo nessuno quello che succederà. Io penso che lo scoglio più duro era i paesi arabi, e ho visto che c'erano, perché ho visto il servizio, tutte queste delegazioni arabe che insomma sono state disposte a dare una mano al cessate il fuoco e a fare sto accordo. Io mi auguro, ripeto, che la guerra almeno non vada avanti. Dopo quello che sarà la ricostruzione, gli interessi, questo lo sappiamo già, è inutile in qualsiasi situazione, perché poi ci saranno imprese italiane di tutto il mondo che concorreranno con tangenti, Mirella, è inutile che ci raccontiamo barzellette, però io dico solo, speriamo che al limite non ci siano più sti bombardamenti, perché è stata una carneficina, sia dall'altra parte che dall'altra, da una parte e dall'altra. E allora i morti purtroppo sono morti, che siano bambini da una parte o che siano bambini dall'altra, sono sempre bambini, Mirella, e questo fa veramente stare male. Grazie cara Sandra, bambini, persone, famiglie, anziani, grazie Sandra. Presento subito l'altro gradito ospite, che è Giuliano Piazza, editore. Vediamo anche questa rivista, Marca gioiosa e amorosa. Silvano Piazza, vedremo Palestina gioiosa e amorosa, come piacerebbe tanto a Trump, mi sembra che vorrebbe questo, gioiosa e amorosa. E come leggiamo la storia, questa storia che veramente non cambia niente, cambiano le armi, ma i morti sono morti, i feriti sono feriti e le tragedie rimangono tragedie. Ma bisognerebbe intanto capire di quale Palestina parliamo. Parliamo della Cisgiordania, parliamo di Gaza, parliamo della Palestina che un tempo era Palestina e oggi è Israele. Diciamo che negli ultimi decenni lì c'è sempre stata guerra, ci sono sempre stati morti, l'Israele ha invaso il Golan, nel 67 ha ampliato i propri confini, ha portato la capitale a Gerusalemme, ha occupato, sta occupando da decenni la Cisgiordania, adesso ha invaso Gaza, quindi è una storia che si protrae da tanti anni. I fatti del 7 novembre sono quelli più recenti, i massacri compiuti da Israele a Gaza sono l'ultima fase di un processo di guerra che va avanti da decenni, quindi è una situazione molto molto delicata, molto complessa, dimostra che i palestinesi non hanno sostegno da parte del mondo arabo e in questo momento sono lasciati a sé stanti e a se stessi. Ci sono degli accordi di pace, sì, ben vengano, abbiamo speranza che rimangano, cosa ci riserverà il futuro non lo sappiamo. No, mi è venuto in mente perché questa Marca gioiosa e amorosa che siamo noi, facciamo rivedere la rivista che è molto bella questa, fa capire che una volta questa Marca gioiosa e amorosa, come ha spiegato molto bene Giorgio Bughetto, ha visto la guerra, ha visto la distruzione, ha visto le macerie, non c'era più niente, come abbiamo fatto vedere le foto,
poi è diventata Marca gioiosa e amorosa. Nel 2025 questa Marca gioiosa e amorosa, questa storia che ha il territorio, è conosciuto dai ragazzi, Silvano Piazza. Questi ragazzi che ci mettono anche la faccia sono gli unici forse che protestano, anche per quelli che veramente li giudicano in maniera sbagliata, perché stanno difendendo l'ambiente, anche per queste persone che non capiscono la realtà dove vivono questi ragazzi. E cos'è la storia per i ragazzi? E tu cosa vedi? Ecco, che ragazzi vedi? Che mondo giovane vedi, Silvano Piazza? Ma allora il titolo Marca gioiosa e amorosa viene da un nome, come dire, medievale, quindi era considerata Marca, cioè un territorio in cui in qualche modo nel Medioevo, quando si combatteva anche per una donna, queste venivano messe in una specie di castelletto costruito per una festa, e i giovani si contendevano queste donne, l'attenzione di queste giovani nobildonne attraverso canti, fiori e quant'altro, per cui da qui deriva poi il nome della città di Treviso, che poi ha anche le vie Castel d'Amore, queste robe qua, insomma. Che abbia conosciuto la guerra, la Marca l'ha ben conosciuta durante la Prima Guerra Mondiale, e da lì è stata segnata, perché ricordiamoci che prima la Marca aveva avuto secoli di pace, no? Quindi, a meno che non consideriamo il dramma dell'immigrazione di fine Ottocento nel sud dell'America Latina, poi ha avuto la complessa situazione della Seconda Guerra Mondiale, chiamiamola guerra civile, lotta tra i partigiani e la Repubblica Sociale Italiana, ma è un altro discorso che ha riguardato tutto il nord Italia. È la Prima Guerra Mondiale che ha segnato ancora oggi la memoria dei trevigiani. Poi sinistra e destra Piave, che è una questione divisa linguisticamente da tonalità diverse. A sinistra Piave usano la tronca, anziché demo, fen o fone o fon, anziché anziché femo. Noi a Treviso usiamo la finale con la vocale, in sinistra Piave a seconda della zona è tronca. Al di là di questo è stata segnata dall'occupazione, chi era di là è stato occupato, e ci ricordiamo poi la distruzione di tanti paesi, di tante situazioni, anche i profughi che sono andati dalla linea del Piave o di qua o di là, addirittura ricordiamo che una parte degli abitanti di Segusino sono andati profughi a Fregona, che era occupata, e lì veramente nel 17 hanno saputo e capito cos'era l'anno della fame. E l'anno della fame raccontata dai vecchi ancora oggi ce l'abbiamo in memoria. Io per esempio ce l'ho, mia nonna mi raccontava che mangiavano le erbe dei campi in vari modi per superare quell'anno. Bene, i giovani hanno conosciuto la guerra. Allora, noi abbiamo la memoria corta, innanzitutto perché i nostri nonni non hanno quasi mai raccontato né il dramma della Prima Guerra Mondiale, decimazioni, attacchi, insulsi al fronte, morti inutili, eccetera, eccetera, né il dramma poi della Seconda Guerra Mondiale, quando anche c'erano le situazioni dei paesi in cui c'era chi da una parte e dall'altra. Purtroppo i veneti hanno raccontato, non volevano espiare queste colpe, e quindi hanno mantenuto come una forma di riserbo e di salvaguardia del dramma, no? E quindi sembra distante. Noi quando leggiamo le guerre sembra che avvengano non da un'altra parte del mondo, ma in un altro pianeta. Però i giovani oggi hanno un'altra sensibilità. Noi siamo cresciuti con gli anni 80, gli anni 90, quindi la ricostruzione, il benessere, il passaggio tra il trattorino a adesso tutto telecomandato, eccetera, eccetera. I giovani hanno sensibilità diverse. C'è un problema
come coinvolgere e convogliare questa energia positiva dei giovani che hanno dimensioni totalmente diverse rispetto a noi verso una costruzione di una società positiva, ecco, perché i risultati delle elezioni di questi periodi ci dicono che meno del 50% andava a votare, quando 30-40 anni fa si arrivava addirittura al 90% nelle comunali, no? Quindi dove va a finire questa situazione di complessità generazionale? Anche qua io non ho la bacchetta magica. Certo che i giovani oggi, quando noi andavamo a studiare a Padova e partivamo dal nostro paesino, prendevamo il treno Treviso, Mestre, Padova, o comunque ci muovevamo, pensavamo di andare, non dico all'estero, però in un altro pianeta. Oggi prendono l'aereo e vanno tranquillamente a studiare in qualsiasi parte del mondo, quindi hanno una dimensione geografica completamente diversa. Noi prendiamo autobus, treno e ci muoviamo, andiamo a Padova, sì, con condottori, fine settimana, eccetera. Adesso prendono tranquillamente un aereo per arrivare in un posto. Solo che poi hanno un limite anche di informazioni storiche e di informazioni geografiche. Cioè io nella mia attività di editore ho spesso dei giovani che vengono a fare l'alternanza scuola-lavoro. Bene, e così per curiosità li obbligo a leggere un quotidiano, li invito a leggere il quotidiano per estrarre delle informazioni e faccio dei test, così, perché sono un po' anche rompiscatole, per sapere che cosa sanno di geografia e di storia. Geografia e storia scarsa, è scarsa. Cioè, mentre io ero abituato a conoscere tutti i paesi del mondo, sapere le loro storie, eccetera, quindi ero legato al mio campanile di paese, però conoscevo tutte le realtà intorno. Loro si muovono liberamente con un aereo, però sanno pochissimo. Abbiamo Giusy da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, finché c'è un terremoto, per carità bisogna aiutare tutti quanti, ma adesso perché i due si alzano al mattino e vogliono farsi la guerra, quando che il terreno non è loro, che l'ho detto ancora, con 60.000 bambini morti senza quelli ammalati. E adesso bisogna aiutare, e come Gaza adesso, l'Europa i soldi che manda, certamente che non andranno tutti a lavorarci sopra, dentro, hai capito? Quei soldi lì andranno mezzi per i lavori e mezzi in tasca di personaggi, questo voglio dire. Vi ringrazio. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Giusy, Giorgio Bughetto, però quello che traspare è la fragilità di questi ragazzi e la sensibilità che hanno, soprattutto il poco ascolto che diamo loro, perché magari loro vorrebbero essere anche intrigati, ma quello che si riesce a fare è giudicare, ecco, giudicare in maniera anche ossessiva. Con le etichette uno spaccia una bustina, diventa un spacciatore, porta via una bottiglia e diventa un ladro. No, ecco, diversamente agili come li chiamo io, perché io non riesco a chiamarli in maniera diversa, anzi dovremmo chiamarli per nome e cognome, li abbiamo chiamati nei peggiori dei modi, mongoloidi, handicappati, di tutto e di più. Però questa etichetta che comincia a stridere su quello che è la volontà del giovane, che vuole essere intrigato, vuole essere impegnato. Io ho avuto dei ragazzi che a scuola non mi hanno mai insegnato la mia storia, e si fa fatica a portare i ragazzi a vedere anche quello che è successo nella storia, quello che sta facendo anche Salvi o che stai facendo tu con le mostre. Le maestre che di una volta invece portavano questi bambini alle cerimonie. Adesso è tutto molto lontano, siamo tutti sempre di corsa, mi non vo combatta, e se domenica go a star a casa, go da fare le mie robe. Intanto questo ragazzo cresce fin da piccolo e la prima cosa che fanno gli danno lo strumento a 4-5 anni, così sta buon e non rompe più le scatole. Poi ci lamentiamo se a 14 anni sono fuori di testa con quello che trovano dietro l'angolo, perciò droga, alcol, gioco d'azzardo, chi ne ha più di metà? Interna a casa, fai quello che vuoi
e compri quello che vuoi. Ma la storia vera da insegnare ai ragazzi, quale sarebbe secondo te? Intanto che non si deve fare un error on fashion, perché non sono tutti, diciamo che su 100 ce ne saranno 5 che portano a queste cose qua. L'importante naturalmente non è, io dico sempre, non è metterli da parte questi 5 ragazzi, ma insegnargli cosa vuol dire la vita. Perché molte volte si sente anche, ma io non posso comprarmi il telefono nuovo, lo rubo. Io non posso comprarmi il maglione firmato, lo rubo. Cioè, non è che... Ti fermo per strada e ti porto via le scarpe. Ti porto via le scarpe perché sono firmate, no, a me piacciono, ti porto via le scarpe perché io non posso permetterlo. Qua è un discorso proprio, come parlavo anche con altri docenti, ho detto qua bisognerebbe, tra virgolette, insegnargli cos'è la vita, lo scopo della vita e soprattutto che devi anche naturalmente lavorare, devi impegnarti e avrai anche tu la possibilità di poter comprare. Poi torniamo al discorso, perché devo avere l'egemonia, la voglia di avere quell'oggetto? Perché questo te li inculcano dentro? Ma alla fine una scarpa per me è sempre una scarpa, che sia firmata non sia firmata, solo che la scarpa firmata la paghi 100 euro, la scarpa non firmata la paghi 20 euro. Ma non c'è niente di differente tra una scarpa e l'altra. Devi fargli capire queste cose qua. Che il produttore poi è sempre quello. È sempre quello. Cioè, quello è il discorso che a noi, quando eravamo giovani, io mi ricordo, mia mamma mi comprava 3 taglie sopra la mia, perché quando crescevi ti allungava i pantaloni, perché soldi non ce n'erano. Non è che andavi tanto a... Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Prima si parlava della Repubblica di Venezia, voglio precisare che si votavano i patrizi, cioè i ricchi, chi aveva dei poderi, e sarei grato se l'esperto praticamente raccontasse la storia dei ballottini, dei bambini che andavano a giocare sotto il Palazzo Ducale quando c'era il cambio del Doge. Così anche per informare un po' di più su come funzionava la Repubblica di Venezia. Buona giornata signori. Adesso invece multano i bambini che giocano nei campetti, se non è autorizzato dall'amministrazione. Ecco, anche qua ci sarebbe da discutere molto cos'è sto multare, cioè spiega un attimo, vediamo, questo ha fatto veramente rumore. Piazza, cos'è veramente la scuola al giorno d'oggi nel 2025? Perché ho tanti ragazzi, fortunatamente studenti che vengono nella mia trasmissione quando possono, e tutti quanti vorrebbero un cambiamento della scuola, una scuola che gli intrigasse di più, sì la didattica ma anche andiamo oltre. Prego. Sì, ma allora tutti vorrebbero che gli altri facessero qualcosa di speciale, no? Cioè i nostri genitori o noi stessi 20-30 anni fa ci siamo mai chiesti come dovrebbe essere la scuola? No. No, tutto sommato i nostri genitori ci hanno mandato a scuola e dovevamo avere dei comportamenti, nessuno si è fatto una domanda. Oggi noi vorremmo che la scuola esaudisse dei requisiti o rispondesse a delle domande che tutto sommato non gli abbiamo chiesto. La scuola deve insegnare, leggere, scrivere, far di conto e qualcos'altro. Quindi pensiamo che gli insegnanti sostituiscano i genitori, sostituiscano talvolta il parroco di campagna, perché nessuno va più a messa e ascolta i precetti del volersi bene, eccetera. Quindi rispetto a dei vuoti sociali noi vorremmo che la scuola, che è forse uno degli ultimi baluardi di una società, garantisse qualità agli altri. E a volte bisognerebbe riprendere i genitori e insegnargli le buone maniere, eccetera, eccetera. Cioè non è più tardi dell'altro giorno di genitori che entrano in campo di calcio, no, per litigare, per assaltare, eccetera. Questo è successo qua vicino, no? Quindi il problema è che perché dobbiamo chiedere alla scuola quello che noi stessi non siamo in grado di garantire e di fare? Questo è un problema. Allora perché? Perché manca una tensione sociale, una tensione etica della qualità, cioè noi dov'è che intendiamo, no?
Allora, fino all'altro giorno c'erano i democristiani e i comunisti, buoni e cattivi, il muro di Berlino, c'era un mondo migliore, c'era il parroco domenica mattina che mi diceva amatevi l'altro, esame di coscienza, le ceneri, è tutto un processo di riflessione e di analisi. Oggi si va a votare meno del 50%, non c'è una tensione sociale per un bene comune, no, le guerre nel mondo sono tante, ci interessiamo adesso a Gaza e in Ucraina, però nessuno ricorda in Congo cosa è successo, in altre parti del mondo, in Sud Sudan, nessuno è intervenuto. Io ricordo 57 guerre, sempre, lo per dico esempio, tutte le mattine. eccetera, ma è irrilevante, poi non si spiega come mai ci sono delle guerre in cui noi siamo indirettamente interessati perché in qualche modo le multinazionali hanno bisogno di prendere oro, petrolio, gas naturale e quant'altro. Armi. Oppure di esportare armi, chiaramente, eccetera. Quindi il concetto è che quando si parla dei giovani, della scuola, ma noi che io mi considero ancora giovane, cioè voglio dire, ma l'esame di coscienza noi lo facciamo? Noi riflettiamo su noi quanta qualità, noi quanto ci impegniamo, quanto siamo disposti a sacrificare del nostro modo di vivere, di pensare, eccetera, per metterci in discussione, perché non ho capito, perché è giusta la riflessione sui giovani, no? Che ce ne sono tanti di bravi, no, e devo dire anche chi viene da me, dal Canova, liceo classico o linguistico, o conosco anche quelli dello scientifico, devo dire che sono più preparati e mediamente sanno più cose rispetto a quanto io ho studiato anni fa. Ma perché dobbiamo chiedere a loro se noi stessi siamo... cioè facciamoci questo esame di coscienza. Mirella, quando tu in queste trasmissioni di questa televisione abbiamo ricordato il caporalato qua nella nostra provincia di Treviso, ma è diffuso in tantissime altre zone agricole. Qui è diffuso soprattutto perché ci sono i vigneti e quindi si aggiunge, cioè, al caporalato da noi. È culturalmente ammissibile i laboratori cinesi che dopo mandano le grandi firme pagando 3 euro all'ora, però dopo qualcuno si incavola e dice no, le finanze doveva avvisarci prima di intervenire. Come doveva avvisarci? Fate una domanda. Cioè, perché dobbiamo pretendere serietà, qualità agli altri quando noi non ci mettiamo in discussione? L'altra roba, riflessione, ma noi quando avevamo 15-20 anni, quante ne abbiamo combinate? Come eravamo? Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo, dove eri tu sparito? No, mi è dato canale perché ero dalla fanna visita. Ah, ecco. E lo facevo ora, scusami, ma mi è dato canale. Sa che aspetto sempre, non mi interessa. Comunque, buongiorno ai tuoi ospiti, Mirella. Ho sentito tutto anche il discorso di stamattina, ma viviamo su un'altra era neanche, Mirella. Non potevo essere ancora una volta alle famiglie, questo, a questo. Adesso, una volta non avevamo niente. Ed era il patronato del campo da andare a giocare ai bar, gli altri a Venezia, andare in acqua, in Canaasso, che sapevamo che era multa. Adesso da tutto, il telefonino per i giovani, e è una salvezza. Per gli altri vecchi, che avevamo da fare una domanda anche per le medicine del dottor Guerra, se non siamo buoni, tocca fare tutti i fiori. Adesso è la sua era, ed è il mondo dei giovani, non degli altri. Gli altri, finché siamo legati, accontentiamoci. I giovani, dei cattivi, non vengono come dei diritti. E se non vediamo le possibilità di crescere, ma per crescere da provare, da trovare la sua posizione nella società, sbagliando, imparando, quello che ti vuoi. Ma i giovani, i intelligenti, i da studiare, i da il mondo davanti, i giovani, cosa ti vuoi di più? Senza altri diventeranno bravi fiori. Su 100 che ne sarà 10 che scarta, ma 90 tutti bravi fiori. E dopo non mi scelta. Ormai agli anni si è fatti, Mirella, vive in un'altra maniera, ti ha capito? Mi ti dico, ho 82 anni, ho vissuto la vita, ma è vita di una volta, che ti puoi neanche raccontare perché neanche mi crede. Ma però, abbiamo costruito, che abbiamo fatto,
in tutto il Veneto, tutti hanno fatto, da messo un tocchetto, una piastrina per fare il Veneto grande. E ora, assieme al mondo c'è dei giovani, demoghe i giovani. Demoghe i giovani, grazie Rinaldo, devo andare avanti, Giorgio Bughetto, demoghe i giovani, la storia, la passione, ecco la rivalità che c'è sempre stata. Non mi ricordo che ospite o chi ho incontrato, no, Ricky Bizzarro che ho avuto ospite, ha detto anche noi eravamo così, non è cambiato niente, però eravamo meno aggressivi, non eravamo così arrabbiati forse. Adesso lo forse trovo... non arrabbiati, però come che diceva anche Piazza, sicuramente ne abbiamo combinate anche noi quando eravamo giovani, insomma, le bande c'erano anche quando eravamo giovani. E forse anche più... Non c'erano i coltelli, non c'erano però i coltelli, le spranghe. Dipende. Dipende. C'erano anche da quelli. Zona a zona. Da zona a zona, c'erano anche quelli. Io lo posso dire perché ne ho preso di coltellate, quindi... Davvero? Sì. Con quelle delle cicatrici, quindi non è che... Ecco, non erano tanti santi neanche all'epoca. Diciamo che eravamo più... Cioè finiva là però finiva la là, lite, non c'era là. che dopo Adesso vabbè ci sono i social, ma finiva là la lite. Sì, non era portata all'estremismo esatto. come adesso. Però diciamo sempre che, io dico sempre che qualche giovane che viene là naturalmente con le scuole, soprattutto da fuori Treviso, perché da Treviso non vengono, ma da fuori Treviso arrivano e quando vengono a vedere le nostre mostre sono veramente rapiti. Perché sai che l'ultima che abbiamo fatto, la penultima, è stata quella sui fumetti, quindi là abbiamo chiuso con 1500 persone di pubblico, è stata un successone. Raccontiamo anche questo episodio che è capitato proprio da Bughetto, dove sono andata a portare della merce per la mostra e ero da sola e non ce la facevo a scaricare la macchina con il volontario perché era pesante. Sono passati tre ragazzi. C'era la bomba? C'era la bomba. No, 200 passati kg. tre ragazzi e vi ho fermato e ho detto ragazzi mi date una mano per piacere a scaricare. Ecco, Bughetto ha detto qua non passa nessuno e invece sono passati e sono entrati nella mostra, nella stanza. A un certo momento un ragazzo fa ma questo ce l'ha anche mia nonna, ti ricordi Giorgio? Sì. Era una foto? Adesso non mi ricordo la foto, però aveva capito anche il periodo storico proprio per il discorso della nonna. E dopo naturalmente sono stati anche curiosi a chiedere. C'era una bandiera, era una bandiera, io mi ricordo benissimo, ha detto questa ce l'ha anche mia nonna a casa, è sopra il caminetto e ha detto io non sapevo di questa mostra, è la prima volta che entro in questi locali, ma Piazza cosa vuol dire? Far capire che forse le amministrazioni, tu sei stato anche un sindaco, l'importanza di investire sulla cultura, ecco, noi abbiamo fatto assieme a Silvano anche i mercatini con i libri usati, i libri di storia, i libri in dialetto. Poi mi ricordo che passava il grande industriale Corolex così, noi dicevamo prendo un libro per ma no, mio tempo mi dà lei queste robe qua e noi ma quando vai in vacanza magari no in vacanza fa altro, ecco queste. E adesso i grandi industriali però dovrebbero anche capire che forse la storia e la lettura porta a essere anche illuminati, a capire che forse oltre alla fabbrica bisogna fare anche le case per gli operai, ecco leggere qualche libro di storia, di imparare da queste persone invece che capivano l'importanza e il rispetto della figura umana, dell'operaio. La ditta diventa grande se l'operaio lavora bene, in salute, in pace, con la famiglia, vicino alla fabbrica. Ecco, la cultura, cos'è la cultura anche per certe persone che fanno fatica a capire che l'investimento va fatto nella persona? Ma due risposte. La prima è se i medici dicono che per la qualità di vita bisogna fare movimento e leggere, vuol dire che leggere fa bene al cervello e quindi automaticamente il computer di controllo del fisico funziona. Quindi muoversi e leggere, quindi leggere un libro, leggere il quotidiano, fare i cruciverba, fare i sudoku, cioè attivare il cervello attraverso dei sistemi che sono comunque leggere, e leggere vuol dire informarsi, perché è vero che qualcuno pensa di leggere attraverso il cellulare, ma hanno uno spot di informazioni, non elabora, non assimila, non confronta, il tempo di riflessione è molto lento, quindi
Poi ci sono un aumento di laureati, ma è altrettanto vero che nei test di molti laureati, soprattutto nelle triennali, si scopre che hanno delle difficoltà cognitive di capire dei testi, cioè sono tecnicamente preparati sulla loro diciamo, indirizzo di laurea, ma poi alla fine fanno fatica a, come dire, a comprendere dei testi. Allora, il ragionamento qual è? Quando si parla di cultura è qualcosa di articolato, di complesso, cioè non è solo legato a ho letto un libro, leggo il quotidiano. Il punto è che la cultura è qualcosa di dinamico, articolato, molto complesso che riguarda tutti. Quindi la media deve essere alta tra chi in qualche modo si informa, approfondisce, ed è una questione anche di metodo. Purtroppo a me dispiace dirlo, oggi stanno crollando le vendite dei quotidiani. Qualcuno mi dice ma io leggo sul telefonino. Cosa vuol dire andare sul telefonino? Cioè c'è una difficoltà a, come dire, a prendersi un tempo per sé, per ragionare e per stimolare il cervello. Cultura vuol dire anche semplicemente leggere solo libri? No, vuol dire anche informarsi, fare analisi, confrontarsi, discutere. Oggi, per esempio, con le guerre, chi è che prende un libro in mano e va a vedersi la storia di quei paesi? Io, per esempio, ho pubblicato un libro, Giusti e genocidi, del XX secolo, e racconta quasi tutti i genocidi del XX secolo, quindi del secolo scorso, ma anche le figure dei giusti, e noi abbiamo avuto a Treviso, in provincia di Treviso, tanti giusti, cioè coloro che non si sono girati dall'altra parte e hanno dato una mano per salvare delle persone. Famoso è Don Ferdinando Pasin a Treviso, ma per esempio in questa ricostruzione storica si scopre che San Zenone era un paese che aveva nascosto tante famiglie, no? E quindi di questa storia, ma è solo che in qualche modo pubblicando questo libro della Sandra Fabbro e poi leggendo e poi approfondendo ho scoperto anche tante storie che hanno riguardato la nostra terra, ma riguardano i nostri nonni, cioè non è della prima guerra punica, quindi è qualcosa che ci riguarda. Ma perché? Perché in qualche modo si è letto, approfondito. Oggi la cultura è qualcosa di complicato. Il telefonino sta diventando uno strumento perverso perché, come dire, struccando un bottone sembra che tu abbia una risposta a tutto, ma anche ti dà l'approccio della banalità del strucco rispondo, strucco compro un paio di mutande, strucco una lampadina, quindi tutto questo non ci abitua. Per esempio, io non sono tanto favorevole agli acquisti online perché quanto più bello e carino è andare a un negozio, però ormai l'acquisto online è diventato una... Ma l'hai detto anche tu, il ragazzo gira con l'aereo, acquista online perché è quello... Ma non è solo il ragazzo, guardi Mirella, quanti quarantenni e cinquantenni se l'ha stesi, guarda la televisione, non sanno magari alle volte cosa c'è, truc, guarda, pric, questo, allora... Ripeto, la società è qualcosa di complesso e dinamico, ma che riguarda l'ottantenne pieno di vita, che alle volte è molto più sveglio e dinamico di qualche quarantenne amante del sofà, oppure di qualcuno che a 25 anni è già rintronato perché per sostanze prese. Quindi questa società dove sta andando? Noi pensiamo che la risposta positiva ce la diano sempre i giovani, come se noi dovessimo, lo dicevo anche prima, togliersi da questa incombenza di ragionare. Non dobbiamo lavarci le mani. Io francamente ho compiuto già 60 anni da un po', però dico me ne mancano altri 60-70, quindi sono ancora giovane e che cosa sto dando a questa società? Questa è la riflessione che tutti noi qui e per chi ci ascolta dovremmo farcela, cioè non dobbiamo mai smettere di pensare di dare del nostro meglio e di essere degli esempi positivi. Come ci saluta Giorgio Bughetto? Sentiamo i saluti di Giorgio Bughetto. Veniteci a trovare alla mostra perché è importante, che è già una bella cosa. Ringrazio sempre la Mirella perché è l'unica che ci dà spazio come associazione, che noi abbiamo un'associazione piccola
ma speriamo importante. E vi aspetto anche perché sono io che vi spiego, dato che sono l'unico praticamente che fa volontariato e quindi che può spiegarvi un po' di cose, e sono a disposizione anche oltretutto per farvi comprendere e anche per le vostre domande. Che sono molto importanti, ecco, le domande che fate sono importantissime. Sentiamo i saluti di Silvano Piazza. L'invito che faccio a tutti è di leggere, un libro, anche il quotidiano, di informarsi. Per esempio, lo dico, nella guerra la prima vittima è la verità, cioè quello che noi sentiamo anche in televisione, mi dispiace dirlo, nei telegiornali, nei talk show, nei dibattiti, è sempre una verità parziale. Prendiamoci il tempo per analizzare e confrontare. Non poniamoci dei limiti e dice ma mi sono favorevole o contrario, intanto perché la guerra è sporca e sporca resterà sempre, da qualsiasi parte la si prenda, ma cerchiamo di essere anche propositivi e positivi, no, prendiamoci i valori del nostro, diciamo, insegnamenti giovanili e cerchiamo di avere un animo positivo verso gli altri. Questo è il mio invito. Leggere, ovviamente anche muoversi, fare un po' di ginnastica, perché mi sento quasi di dare un consiglio da medico, che non sono, ma di approfondire i temi, non fermarci a questa perversione del pollice che si muove, a parte che i giovani ne muovono 3 o 4 di vita, fanno così, eccetera, mentre noi siamo un po' più lenti, eccetera, bradipi, eccetera. Ma dico anche non fermiamoci a 2 righe, ma approfondiamo i temi. Allora, io ho avuto Tiziano Spigariol ospite, perciò un cultore delle tradizioni, che ha detto che i veneti si imbaucai. Io ho usato questo termine anche spesso. Ecco, da una parte proprio della cultura, siamo un po' imbaucai, Piazza, o siamo sveiai? I termini veneti talvolta vanno definiti. Imbaucai non si può tradurre con bauco in italiano nel senso del tonto. Quindi bisogna stare attenti, no? Io lo dico sempre, quando si dice me paron, cosa vuol dire? Me marito, cos'è il datore di lavoro, cioè, oppure la famosa espressione ti si innamora, chissà quante declinazioni ha e quanti significati ha. Quindi imbaucai potrebbe anche voler dire meravigliati, mi sono imbaucato, cioè ho visto una cosa bellissima, mi sono sorpreso, quindi imbaucai potrebbe anche essere dire, probabilmente nel caso di Tiziano, forse intendeva dire, come dire, bloccati da una situazione laddove noi dovremmo in qualche modo reagire in maniera diversa. Se vede che è un editore, se sente Silvano Piazza, come che ha definito imbaucai? Mi imbaucai del dormensai, un fiamme una volta, mi arrivava più vicino Silvano del dormensai che no, con sta filosofia che ti ha fatto Drio in Baucà, molto forte. Mirella, ma allora, noi abbiamo, parlo di lingua veneta. Veloce, verso in chiusura. In Baucà abbiamo a vedere nel contesto in cui l'ha espressa. Secondo me, conoscendo Tiziano, vuol dire diamoci una mossa, che alle volte non possiamo sempre, come dire, lasciare che tutto... questo sto dicendo. E ora questa mattina vi lasciamo che diamo una mossa, ma veramente una mossa, perché siamo in Baucai. Grazie ai miei ospiti, adesso andiamo a dare l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao, a domani. Cara famiglia di Rete Venete, questa è una coppia che noi abbiamo già aiutato, però diciamo il contributo viene dato in 2 fasce. Perché? Perché viene monitorato dal sindaco del suo paese, che è Camisano Vicentino, proprio per far capire l'importanza dei soldi che noi diamo a queste famiglie. Perciò tramite il sindaco e i servizi sociali e l'assessore di competenza i soldi vengono monitorati. Loro portano gli scontrini per far vedere come vengono spesi questi soldi, in maniera che siamo tutti tranquilli. Perciò adesso, oggi diciamo, sono ritornati a Treviso perché sono venuti a prendere la seconda tranche, perché era stato deciso di darli in 2 volte. Allora questo è il contributo della grande famiglia di Rete Veneta. Spero vi porti fortuna, perché loro dormivano in macchina, dormono ancora in macchina perché case non ce ne sono.
e perciò voi sapete che noi dobbiamo sostenerli finché una luce non arrivi in fondo al tunnel. La luce sarebbe una casa. Non è che vogliamo di questa cosa, anche una capanna basta magari un quarto, insomma, ecco, non so. Sì. Anche un prefabbricato, diciamo, proprio non per dormire in macchina o in strada. Una camera, una cucina e un bagno, insomma, quello che mi serve, insomma, per fare una vita da persone normali, perché in macchina si sta tanto mai, voglio dire. Ormai tutto quanto, qua con una sciatica, qua adesso mi bisogna che venire fuori. Infatti ti sei sempre più grasso, credo. Infatti sì. ero 90 kg, adesso sono 70, perché no, ma il che non mangia tanto. Ringrazio la grande famiglia di Rete Veneta perché senza di loro non avrei potuto fare niente. E il direttore che ringrazio perché mi ha fatto anche partecipare con l'aiuto tuo e su, insomma, ecco. Vabbè, e ora andiamo a tornare con Fiat de Magnà, dai. Loro sono arrivati con il treno perché hanno l'assicurazione della macchina scaduta, non hanno il bollo, perciò noi siamo andati a prendere la stazione, adesso li riaccompagniamo alla stazione perché altrimenti come fanno a muoversi? Lupo, mi raccomando. Grazie. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. È tutto. Vai. Andiamo, grazie. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao.